E anche questa mattina inizieremo con questa sigla che è partita 380 volte. Saltano i timpani. Allora apriamo la posta di Mirella, ormai siamo alla fine. È un mamma mia che letterona. Vediamo cosa scriverà questa letterona, poi vi presenterò gli ospiti graditissimi. Ma una lettera. Gentile Presidente, desidero dedicarle queste parole per ringraziarla sinceramente per l'aiuto prezioso che lei e l'associazione mi offrite attraverso il sostegno alimentare e economico. In un periodo della mia vita particolarmente delicato, il vostro supporto rappresenta per me e la mia famiglia un aiuto fondamentale, non solo dal punto di vista materiale, ma anche umano. Ogni gesto di attenzione, ogni parola gentile, ogni aiuto concreto ricevuto mi hanno fatto sentire accolta, rispettata e meno sola di fronte alle difficoltà. La vostra presenza è una vera testimonianza di solidarietà e di attenzione verso chi ne ha bisogno e per me è motivo di grande riconoscenza. Porterò sempre con me il valore di ciò che fate e l'esempio di umanità che dimostrate ogni giorno. Con profonda gratitudine e stima le porgo i miei cordiali saluti. Nadia e figli. Capite cosa vuol dire leggere queste lettere? Che fanno capire l'importanza della solidarietà, dei banchi solidali, di questo aiuto a queste famiglie che oltre a un aiuto materiale si sentono anche ascoltate, rispettate, non giudicate. Guardate che è molto importante. Io leggo per far capire l'importanza del mondo del volontariato, così anche tanto penalizzato, questa fatica che facciamo con la burocrazia, tante associazioni si lamentano che hanno pochi giovani, forse dobbiamo investire più su questo, cercare di far capire con educazione civica che c'è anche questo mondo. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Intanto abbiamo in presenza Tatiana Pellicer, che è la nuova presidente del gruppo folcloristico trevigiano, che ringraziamo. Grazie Tatiana. Salutiamo anche Ivano Camarin, sì, che era il presidente che voi avete conosciuto, che c'era prima di Tatiana, però adesso abbiamo questo passaggio di consegne e sentiremo cosa ci dirà Tatiana Pellizzari, questa giovane donna che porta avanti le tradizioni, gli usi, i costumi, che cerca di far capire l'importanza di queste tradizioni ai bambini, ai ragazzi, ma non solo. Sentirete dalla sua voce. Saluto anche Davide Acampora, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno a Campora, buongiorno, prima era anche in provincia ma adesso i giochi si faranno a settembre, così hanno detto per quanto riguarda il Consiglio provinciale, il nuovo Presidente è stato eletto e sentiremo anche lui cosa ne pensa. Con Davide Acampora parleremo anche di sicurezza, questa parola che veramente... Buongiorno a Campora, comincia a traballare. Grazie per l'invito, sempre un piacere. Grazie Davide Acampora. Comincia a traballare, anche chi era sicuro di vivere in una città tranquilla comincia a vacillare purtroppo dai tanti esempi negativi. Forse se facessimo vedere anche quelli positivi non sarebbe male, come spero di fare io al mattino. Allora iniziamo proprio da Tatiana Pellizzari, questa nuova presidente del gruppo folcloristico. Allora lei mi raccontava una storia bellissima, perché lei è stata intrigata da entrare in questo gruppo. Quando, Tatiana? Raccontiamo la storia, prego. Allora, sono entrata nel gruppo delle Primule nel 2004, quando, grazie al trasferimento del gruppo presso il Museo Etnografico Provinciale Case Piavone, hanno deciso di creare appunto questo gruppo di bambini per appassionarli, avvicinarli alle tradizioni della nostra terra, attraverso il canto, la danza, ma anche attraverso i giochi, le storie che vari personaggi venivano a raccontarci. E poi quando è arrivato il momento del primo spettacolo, i miei genitori mi hanno detto che i miei nonni sarebbero stati molto orgogliosi di vedermi indossare appunto quel costume. Quindi guardate gli occhi di Tatiana. Quindi un motivo in più ogni spettacolo era quello di onorare anche il ricordo dei miei nonni. Che bello, sentite, i nonni sarebbero stati orgogliosi, perché mi sono soffermata su queste parole che stanno emozionando anche Tatiana con i ricordi, il famoso ricordo che si parlava ieri.
perché i nonni sapevano l'importanza e i valori delle tradizioni, sapevano l'importanza anche di avere una figlia, una nipote che avrebbe tramandato queste tradizioni, che avrebbero capito l'importanza. Davide Acampora, cosa sono le tradizioni invece per Davide Acampora? Prego, è che è saltato? È andato, niente. Allora partiamo col primo video che abbiamo, questo gruppo folcloristico, e dopo commentiamo. Io sono sicura che a casa siete contentissimi di vedere e di sentire, ecco, queste musiche, di vedere questi balli, queste persone e soprattutto questa tradizione. Allora, qui eravamo in Piazza dei Signori, prego, cosa abbiamo visto, Tatiana? Qui eravamo in Piazza dei Signori alla rassegna internazionale del folklore, abbiamo visto il Ciribiribin e mi ha fatto molto piacere che sia stato messo proprio questo video perché è uno dei balli che il nostro presidente onorario Gianfranco Crespan, finché ha potuto ballarlo, l'ha ballato magari. Salutiamo anche la famiglia. Salutiamo, esatto, anche Adele e le figlie. È un ballo di corteggiamento e è ballato su un valzer e si vede ad un certo punto che siccome gli uomini magari sbirciavano sotto le gonne perché tra tutto quello sventolare lì inevitabilmente magari cadeva l'occhio, ma gli arriva un bello schiaffo, però si dice che l'amore non è bello se non è litigarello, quindi la fine del ballo insomma è che torna la pace. Queste tradizioni, questi vestiti, questi usi e costumi, ne parlavo prima con Tatiana Pellizzer, ecco l'importanza invece di far capire anche ai bambini, ma bisogna iniziare da piccoli a mio avviso, l'importanza del cappello, della piuma, del fazzoletto che si mette al collo, del gilet, del vestito, perché è anche la loro storia. Certo. Cioè, è questo il problema, però c'è un senso, io penso anche di vergogna, perché cosa vuoi che mi metto quella roba là, però se iniziassimo da piccoli, perché vedo che in altre regioni d'Italia, sia al nord, diciamo Alto Adige, Tirolo, ma anche al sud quando passi l'Emilia Romagna, vedi già che le tradizioni si sentono molto forti. Eppure noi siamo terra di tradizioni, come mai? Tatiana, secondo te cosa è successo nel tempo? Non saprei dirlo, forse anche un aspetto più comunitario, perché penso anche che, non so, al sud una tarantella si balla anche a una festa di matrimonio, qui magari il valzer
può capitare che non sia proprio così scontato che venga inserito nella playlist. Però sì, come diceva lei prima, è molto importante che si prenda consapevolezza già da piccoli. Infatti noi investiamo molto sui nostri bambini, quest'anno sono 35, mi dicevano l'altro giorno, e non sono pochi. Non sono pochi. Ed è importante anche che i genitori li invoglino a proseguire, perché li accompagnano perché da soli non arrivano. Sì, esatto, non vengono, a meno che non abitino a pochi passi da Case Piavone, insomma devono essere accompagnati. Quindi si deve essere un po' un lavoro di squadra tra noi, che dobbiamo saper trasmettere un messaggio e che questo messaggio venga percepito come un bel messaggio, ma anche tra genitori e bambini che si appassionino pian pianino, perché è il genitore che poi trasmette la passione al bambino. Sentiamo Davide Acampora, si parlava prima Davide, speriamo che tenga questo collegamento, soprattutto capire l'importanza della tradizione. Era questa la domanda per Davide Acampora, che rappresenta Fratelli d'Italia questa mattina, ma anche come uomo, come genitore, se un domani diventerà genitore, se è già genitore, ecco, come vede la tradizione? Anche lui è un giovane uomo, sentiamo. Allora, innanzitutto vorrei fare le mie congratulazioni a Tatiana per il suo nuovo incarico e sono sicuro che continuerà e proseguirà sul solco trattato da Ivano, un caro amico, insomma, che per quanto riguarda, diciamo, il timone del gruppo folcloristico. Io ho avuto modo diverse volte di partecipare a eventi del gruppo folcloristico, essendo appunto consigliere provinciale, lo sarò fino a novembre di quest'anno, diciamo, e dopo si andrà a elezioni nuovamente, sperando, insomma, di poter avere di nuovo la possibilità di continuare a fare questo bellissimo, chiamiamolo lavoro, tra virgolette, anche se a titolo gratuito, però che permette appunto di avere a che fare e di incontrare, conoscere realtà come il gruppo folcloristico provinciale a Case Piavone. Ebbene, è una realtà stupenda. Io penso che loro siano veramente il fulcro delle nostre tradizioni, dei nostri usi e dei nostri costumi. Parlo del Panevin, parlo dei balli folcloristici, parlo di tutti quegli eventi che caratterizzano la nostra storia, il nostro territorio, le nostre radici, perché noi non possiamo sapere dove andiamo, cosa faremo in futuro, se non abbiamo la consapevolezza, a mio parere, di dove proveniamo, di chi eravamo una volta. Quindi anche questi antichi mestieri che loro veramente con grande passione ricostruiscono, anche gli oggetti, gli strumenti di lavoro di una volta, no? Fanno parte del nostro sangue, cioè non so come posso spiegare, è una cosa che veramente gli fa onore, ma una cosa importante, e ringrazio Tatiana per questo, perché poi Tatiana rappresenta i giovani, la nuova generazione, no? E questa è una spinta pazzesca che ci proietta verso il futuro, perché se noi non insegniamo alle nuove generazioni queste cose, ci perderemo tra 10, 15, 20 anni, quindi bene questo cambio generazionale, bene sempre il consiglio, tra virgolette, dei vecchi, chiamiamoli così, che sono sempre dall'alto che vegliano, però diciamo davvero sono contentissimo di questo nuovo corso che il gruppo folcloristico sta prendendo, naturalmente è sempre a disposizione per qualsiasi cosa come delegato alla cultura della provincia di Treviso, quale sono, e anche con il nuovo presidente che abbiamo eletto da qualche giorno, il sindaco di Roncade Donadel, che è attentissimo anche lui a queste cose. Magari insomma presto veniamo a trovarvi per parlare anche di nuovi progetti, ecco. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Rinaldo? Non lo sento. Allora, Tatiana, quello che veramente traspare è cercare di fare anche squadra, di mettersi assieme, di valorizzare. Abbiamo sentito anche come consiglio provinciale, ricordiamo che appunto questa convenzione che avete è proprio con la provincia di Treviso, come la sottoscritta col Banco Solidale degli Orti, perché è molto importante. Avete anche aperto il museo etnografico, avete tante persone che vengono a visitarvi, specialmente quando organizzate qualcosa di importante. Abbiamo visto una piazza dei signori veramente con tantissima gente, vuol dire che veramente queste cose intrigano, se no non verrebbero. Però dopo si ferma tutto là.
Dopo si ferma là, bisogna organizzare, cercare sempre di mettere benzina nel motore perché sennò si chiude tutto. Allora andare nelle scuole, negli asili, cercare di organizzare eventi, ma vi rendete conto quanto faticoso è? Prego. Diciamo che è una macchina che non si ferma mai la nostra, perché dopo un evento partiamo subito con l'organizzazione di un altro e anzi tenersi in movimento credo sia proprio quello che ci permette di andare avanti con il sorriso e con l'entusiasmo. Quindi adesso avremo il processo alla Veccia qui il 12 marzo e subito dopo cominceremo a dedicare... 12 marzo, ricordiamolo. 12 marzo, esatto, vi aspettiamo numerosi chiaramente. A me non mancano mai quando vi vediamo, mamma mia. C'è la città veramente che si inonda nel vero senso della parola. Ecco Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Deve sempre beverti il caffè, No, adesso qua mi sento da solo e a linea. Ah, te sei da solo. Ascolta, cara Tatiana, ti davo del cibo che ti può essere mia figlia. Ti sei giovane e ti scelto una bella roba, perché tradizione è la radice di un paese, di un popolo. Vuol dire tutto, senza tradizione. E va persa, non diventiamo niente. E dopo ti dico una roba, i vecchi lasci da parte. E a casa c'è di giovani, i vecchi l'ha fatto, continuiamo gli altri che si in grado di farli. Adesso ti dico un consiglio, Gadelsi, che è un fiume bello, tranquillo, non c'è pericoloso, Gadena bella remiera a Veneta. Organizzai qualche regata con le remiere di Venezia, faccio una roba folcloristica che impedisce da quanta gente che viene via. E sarà un lavoro lungo, ma però è fattibile. Faccio una roba che è una roba meravigliosa, perché fra gente che è legata, che sei bravissimi. Ma faccio questa roba e le miele sarebbero contentissime, anche qui dal Brenta e le miele del Brenta, faresti una roba bellissima. E per i fiori diventare amati, perché non ha pericoli, non c'è motondoso, non c'è barche, sì che sono 3 barche, ma non c'è niente, andate fuori dappertutto, provate, che guardate il tempo, degli accordi, da me che sei d'accordo, ma che le miele, che sarebbe e veniva con pare che si sta fatto Rinaldo, vi so che ti abiti a Venezia, che non ti sia a Treviso, ma che abbiamo fatto le barche sul Sile, la discesa proprio folcloristica nel vero senso della parola da anni. Le remiere sono venute da poco, vedi tu Rinaldo che non te sapevi una roba, questa che le abbiamo fatte, devo dire grazie anche a tutte queste persone partecipatissime anche queste giornate, c'è anche la politica, i sindaci che veramente, perciò grazie Rinaldo, ma vedi che queste cose le facciamo, forse non hanno la visibilità che dovrebbero avere, ma le facciamo, vero Tatiana? Non è che ci scordiamo di queste cose. Allora io volevo parlare anche di sicurezza adesso, andiamo a vedere cosa ha detto il sindaco Conte, ad esempio sulla zona rossa che sta tanto a cuore anche a Fratelli d'Italia, in particolare anche a Campora. Andiamo a sentire. Oggi con questa ulteriore zona rossa siamo convinti di dare una risposta importante alle esigenze dei cittadini. Questo lo dico a quelle forze politiche che cercano in tutti i modi di metterci il cappello sopra politico o di criticare le iniziative, in questo caso della prefettura. Io credo invece che il partito di riferimento più importante che oggi vince con questa iniziativa sia la cittadinanza. Il primo cittadino non risparmia un seppur velato riferimento a Fratelli d'Italia, da una parte che rivendica la paternità del provvedimento e al Partito Democratico critico invece nei confronti della misura. Quello della zona rossa allargata, chiesta dai cittadini, di cui il sindaco si è fatto portavoce ai tavoli istituzionali, è un tema che tiene acceso il dibattito politico, soprattutto all'interno della stessa maggioranza. L'avvocato Fabio Crea, esponente dei meloniani, ricorda le diverse dichiarazioni rilasciate dal sindaco Conte negli scorsi mesi sul provvedimento. Diverse volte era stato detto che non c'era la necessità della zona rossa perché Treviso era assolutamente tranquilla e evidentemente dopo ciò che è risultato, che è sotto gli occhi di tutti, quella che era la realtà, si è resa necessaria l'istituzione per la seconda volta della zona rossa grazie al provvedimento prefettizio su istanza del sindaco Conte. Quindi bene che si sia guardata in faccia
la realtà. Crea rimarca poi come l'idea di allargare la zona rossa ad altre aree calde del centro fosse già stata lanciata proprio da Fratelli d'Italia. In un'area molto ampia, come anche come partito avevamo ritenuto di evidenziare, tanto è vero che era stata sollecitata un'estensione della zona rossa. I fatti ci sembravano già qualche tempo fa evidenti. Bene che il sindaco ne abbia preso atto. Intanto il sindaco Conte assicura ai cittadini che non solo la zona rossa ma tutta la città continuerà ad essere presidiata dalle forze dell'ordine, come via Collalto, che alla vigilia molti si aspettavano potesse rientrare nel provvedimento. Essere fuori dalla zona rossa non significa essere scoperti dai servizi di pattugliamento e di controllo, quindi nessuna preoccupazione. Ovviamente le dimensioni e le caratteristiche delle zone rosse sono stabiliti dalle forze dell'ordine. Allora, abbiamo sentito le 2 campane, adesso sentiamo come suonerà la terza campana, quello che dirà Davide Acampora, perché la sicurezza ormai è diventata vero una parola quotidiana. Abbiamo bisogno di sicurezza da quando apriamo gli occhi a quando andiamo a letto, non siamo sicuri ormai da nessuna parte, esaltati, fuori di testa, drogati, di tutto e di più, però basta che ne trovi uno per rovinarti la vita, non è che dobbiamo trovarne chissà. Io ero anche una sostenitrice che la mia città era sicura, è sicura, però troppi esempi ormai cominciano, sentivo anche ieri, a far vacillare questa sicurezza che pensavamo di avere anche da tante persone. Prego Davide Acampora. Sì, beh, allora il tema della sicurezza è un tema molto scottante, nel senso che c'è un po', diciamo, tra virgolette, la gara, mettiamola così, a chi arriva primo, a chi ha detto questo, a chi ha detto quello, Lega, Fratelli d'Italia. Sono temi, diciamo, che sono cari al centrodestra, alla destra, e quindi ovviamente chiunque vuole mettere il cappello, ma qua non si tratta di mettere il cappello. Io innanzitutto voglio dire una cosa molto semplice: io sono felice che Conte, diciamo, con questa richiesta che ha fatto alla prefettura, abbia preso atto che a Treviso c'è un problema sicurezza, che è un problema estremamente grave. Cioè, personalmente, insieme a tanti cittadini, a tanti commercianti con i quali io parlo quotidianamente, lo diciamo da tempo, Mirella, e diciamo che fino a qualche mese fa, parlo dell'anno scorso, non so se tu ti ricordi, io fui attaccato pesantemente dalla mia stessa maggioranza, quando chiesi all'indomani della zona rossa, della prima zona rossa, che dicevo è andata bene, secondo me dovremmo, e secondo Fratelli d'Italia, perché dopo mi confronto anche con i vertici del mio partito. Io sono un consigliere comunale, Mirella, devo consigliare. Se no, cosa sto a fare in consiglio? A schiacciare un bottone? Non sono fatto così, e chi mi conosce sa che non sono fatto così. Io ho consigliato, mi sono alzato in consiglio comunale e ho detto la mia, e ho detto: a maggio 2025 la zona rossa è necessaria, bisogna allargarla, ok? A Piazza Borsa, via Collalto, dietro la stazione, via Dandolo. Praticamente cosa successe, Mirella? Crisi di maggioranza. Acampora era un eretico, ostracizzato, deriso, addirittura qualcuno andò a Focus la sera a dire che io ero un bulimico elettorale mi hanno definito, perché io avevo chiesto questa cosa qua, sembrava che dovessi chiedere voti. Ecco, cosa è successo? Dopo 6 mesi il sindaco Conte chiede la zona rossa. Ma perché? Perché io non è che me lo sono inventato, io non è che ho bisogno di prendere voti, come dicono loro, per queste cose qua. Io vivo quella quotidianità, io parlo con le persone, io in città giro, è quello il problema. E quindi diciamo che Treviso non è una città sicura, e tardivamente ce ne siamo accorti. Ma oggi, Mirella e i telespettatori, io non voglio perdere tempo su ricordare chi avesse ragione o torto. Qua c'è da ringraziare innanzitutto il prefetto che ha preso in mano la situazione, ma io voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono costantemente al nostro servizio, e spesso anche bersagliate, e non hanno gli strumenti necessari spesso per far fronte anche a determinate circostanze. Vediamo cosa sta succedendo non solo a Treviso, perché noi forse nel nostro piccolo ancora un po' di un'isola felice siamo, ma guardiamo cosa è successo a Milano, a Torino, guardiamo cosa succede tutti i giorni in Italia. Quindi davvero un grande applauso a loro,
all'Arma dei Carabinieri soprattutto, che in queste ultime settimane ha fatto uno sforzo immane anche per contrastare un altro tema, quello per esempio dei commercianti, di quelli che non sono in regola. Hanno fatto una grossa azione a Treviso Centro, in piazza Giustiniani, trovando del cibo avariato, però da dove parte questa cosa? Parte sempre dalle denunce dei cittadini. Noi l'abbiamo detto tante volte, alla fine sono sempre i cittadini che devono mettersi sulle maniche e fare le denunce, perché chi lo sapeva già da tempo questo. Quindi non vorrei aggiungere altro, diciamo, su questo tema, perché dopo entrerei veramente in polemiche. Quello che mi aspetto, e vorrei fare un appello, è non puntare il dito contro chi magari vuole anche dare la sua parte, il suo contributo. Non vogliamo atteggiamenti di padri padroni, ok? Che vogliono, diciamo, sapere tutto su tutti. Appena uno apre bocca viene taciuto. Alla fine noi avevamo ragione, perché comunque Fratelli d'Italia lo chiedeva. Non ci interessa avere il merito, ci interessa il bene della città. E ti ringrazio anche per questo spazio che mi hai dato stamattina per poterlo spiegare e per spiegare questo concetto. Però, Davide Acampora, c'è un però che io vorrei discuterne con te. Nel senso, è vero che c'è questa richiesta di sicurezza, però è anche vero che noi avremmo piacere, più che di zone rosse, gialle, viole e arancioni, che quando si arrestano queste persone che delinquono, che commettono reato, vengano prese e fatte pagare in base al reato che commettono. Cioè, è inutile che i poliziotti, poveretti, anche con tanti sforzi, a volte riescono ad arrestare e dopo 10 minuti questa persona, mezz'ora, un'ora, è già libera. Si sposta da un'altra parte. Vi ricordate quell'omicidio terribile di quel ragazzo in Friuli Venezia Giulia? Si è spostato su un'altra città e là è successo quello che è successo. Non le sembra che più che di zone rosse, che naturalmente al momento è quello che si può offrire perché le leggi non permettono questo, sia di cambiare veramente qualcosa e chi sbaglia deve pagare o in carcere o con dei percorsi rieducativi, ma non lasciarli liberi. Ma come? Devo difendermi in casa mia e devo capire anche come difendermi, perché se sbaglio mossa rischio veramente grosso. Ma Davide Acampora, voi rappresentate la destra, la gente vuole sicurezza, la gente di zona di rossa, per carità, con tutto il rispetto che posso avere, perché in questo momento è l'unica arma che per cercare anche di circondare un po' con la sicurezza queste zone. Sarebbe più di cambiare qualcosa o di far pagare veramente chi sbaglia, perché tanto chi se ne frega anche se sbaglio. Vediamo i ragazzini, ma qual è il problema? Tanto cosa mi possono fare? Sono minore e vediamo tutti i giorni cosa sta succedendo. E siccome sono pochi, Davide Acampora, ecco, rispetto a quelli che si comportano bene, non è il caso di prenderli, di portarli da un'altra parte, magari anche in Albania, visto che è vuoto ancora, perché veramente non si riesce a capire, Davide, come facciamo in attesa che la politica finalmente si decida di legiferare con leggi veramente severe e serie, che chi sbaglia deve pagare in base al reato che commette, perché se no non ne andiamo fuori. Noi possiamo fare 1000 zone rosse, ma questi si spostano da altre parti, vediamo con i furti. Tanto qual è il problema? Anche le forze dell'ordine sono in balia di cosa? Davide Acampora, cioè il futuro, e cambieremo la legge elettorale e faremo anche più misure di sicurezza, ma al momento come vivono le persone? Guarda che veramente sono disperate, non sei più sicuro in casa tua, non sei più sicuro quando esci, cioè non so, femminicidi non ne parliamo, questi ragazzini io mi rifiuto di chiamarli marà, sono gli stessi che delinquono, sempre gli stessi. E sono liberi, tranquilli, 12 anni, 13 anni, abbiamo visto anche a Montebelluna. Ma è mai possibile? Io veramente mi domando cosa la politica, tutta, aspetti veramente di fare qualcosa di concreto, non solo a parlare, ma mettere in sicurezza sia noi ma anche le forze dell'ordine, perché avete capito come funziona. Prego Davide. Beh, allora, diciamo che la tua domanda è una domanda complessa che richiede tempo, però per sintetizzare, intanto volevo sottolineare in cosa consiste la zona rossa brevemente. Praticamente è un'area che viene presa, in questo caso è l'area della stazione fino a Piazza Borsa, fino a dietro la stazione, quindi di solito il decreto prevede
che sono aree ad alta frequentazione, spesso le stazioni o le zone un po' più complicate. E cosa succede? Praticamente le forze dell'ordine hanno il potere di allontanare forzatamente, subito, in maniera immediata, i soggetti molesti, quindi non si può stazionare, ci sono anche degli strumenti a disposizione che possono anche prevedere un DASP urbano di allontanamento immediato, insomma praticamente si evita lo spaccio, si evitano tutte quelle cose lì, quelle azioni di quei capannelli dove insomma sono un po'... Quindi questo viene fatto. Per rispondere alla tua domanda, allora, tante volte sentiamo in televisione o sui giornali manca la certezza della pena, in Italia non c'è la certezza della pena. Io vorrei fare una distinzione su questo, No, Mirella. fermo, non è vero che in Italia... Fermo un secondo perché abbiamo Aldo da Castelfranco, se non mi cade la linea. Vai Aldo. Buongiorno agli ospiti. Volevo chiedere al consigliere comunale che 5 giorni fa uno straniero ha aggredito dei carabinieri a Treviso e poi è stato arrestato, però poi ho letto le notizie, ho sentito notizie, è stato messo agli arresti domiciliari. Volevo chiedere se poteva interessarsi tramite questore prefetto affinché venga rimpatriato nel suo paese, perché penso che aggredire i carabinieri sia un reato molto grave. Tutto qui, buona giornata. Grazie Aldo, prego Davide Acampora. Allora, sì, per tornare al discorso poi rispondo al telespettatore e al signore. Allora, in Italia non è vero che non esiste la certezza della pena. Se un giudice condanna in via definitiva un soggetto, vi assicuro che la pena viene scontata. Quindi non è vero. Il problema è un altro. Il problema è l'impianto normativo di quale pena viene prevista, gli sconti che sono previsti nel nostro codice. Quindi, ovviamente, se uno tira uno spintone a un altro in piazza Borsa o fa una rissa, non è che il nostro codice non prevede la reclusione di 20 anni, 30 anni, cioè anche se nell'immaginario comune, Mirella, noi lo vorremmo, perché siamo arrabbiati quando succedono queste cose, purtroppo non succede perché non è previsto, ci sono pene e pene, quindi in sostanza, diciamo, ovvio, il governo deve intervenire. Deve intervenire innanzitutto sulla tutela dei nostri agenti, perché poi qua rischiamo anche che se un poliziotto o un carabiniere afferra un ragazzino e per sfortuna gli storge il polso, questo lo deve pagare. Okay? Quindi sicuramente i decreti sicurezza che adesso il governo sta mettendo in atto, non voglio entrare nello specifico, però sicuramente fanno questo. Poi si metterà sicuramente in atto il discorso per esempio del portare i coltelli a scuola. Avete visto cosa è successo ultimamente in queste ultime settimane? Addirittura c'è questo nuovo fenomeno dove allora quindi ci sarà una stretta anche su quello. Bisogna intervenire anche, secondo me, sulle pene, inasprire le pene per i minorenni, abbassare eventualmente l'età per la detenzione dei minorenni, perché siamo in un contesto in cui ieri, per esempio, in un kebab davanti al Duomo, due ragazzi minorenni e una appena diciottenne hanno spaccato un dito a un carabiniere. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, noi siamo veramente in una situazione molto complessa. Serve l'intervento del governo, serve anche un intervento sociale di questi ragazzi, di capire anche attraverso un sistema, diciamo, dei comuni, ma anche della regione, di capire queste famiglie se sono disagiate, intervenire nelle scuole, ma non mi sento di dare responsabilità e puntare il dito contro nessuno. È un sistema complesso. La nostra società sta degenerando, perché io mi ricordo, Mirella, che quando arrivava il professore a scuola, io mi alzavo, ci alzavamo e lì ci sedevamo tutti per rispetto quando lui si sedeva. Mi ricordo che quando io ero ragazzino andavo all'oratorio a giocare a calcetto, non andavo a far casino. Cioè adesso la situazione con questi social si sta degenerando, quindi intervento del governo, purtroppo le norme sono quelle e non è vero che non esiste la certezza della pena. Per rispondere al nostro telespettatore, mi informerò sulla questione. Io purtroppo sono un consigliere comunale e non è che posso, diciamo, fare più di tanto in questo contesto, cioè andare dal prefetto, dal questore e dirgli devi fare così, devi fare colà. Loro il loro lavoro lo sanno fare. Certo che ci sentiamo disarmati quando sentiamo queste notizie, perché veramente ci tremano le ginocchia a vedere queste cose. Bisogna inasprire le leggi e soprattutto presidiare il territorio, presidiarlo bene,
scoraggiare queste persone, fargli capire che non è musica per le loro orecchie, devono andare via. Quindi è un concerto di situazioni che ora, diciamo, detta in 4 parole, ho cercato di spiegarlo, ma è una situazione veramente da prendere in mano, perché la nostra società sta degenerando, Mirella. Sentiamo cosa ne pensa Tatiana Pellizzari, lei invece che cerca con la gentilezza, l'armonia, la cultura anche di far capire l'importanza del rispetto, perché questo è, come donna si sente sicura, si sente rispettata di quello che sta succedendo. Com'è la situazione? Sentiamo da questa giovane donna cosa dice. Chiaramente per l'associazione che rappresento non posso espormi più di tanto, però io ho una visione bella della gioventù, nel senso che tutti i ragazzi che comunque partecipano alla nostra associazione sono persone appassionate, persone che si dedicano. Dei problemi che toccano la nostra comunità, comunque noi ne parliamo in chiave un po' più ironica al processo alla vecchia, quindi sicuramente quello ha... Ma come donna, Tatiana, ecco, indipendentemente dal presidente del gruppo folcloristico, quando esci di casa, quando partecipi con la quotidianità a quelli che sono le incombenze, ti senti sicura? Bisogna stare attenti. Già stare, come dico io. Allora sentiamo Gianni da Salzano. Vai Gianni. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Volevo chiedere perché i nostri signori politici, quando fanno le leggi, visto che sono sia magistrati che avvocati, fanno leggi che i giudici non riescono ad applicare perché sono fatte, mi scusi il termine, con i piedi? A proposito di sicurezza, a proposito di tante cose. Vai Gianni. Non so, io mi domandavo solo questo, non so se ho sbagliato a chiamare, però... No, hai fatto bene. I nostri signori politici fanno ste leggi e poi si lagnano con i giudici, ma se loro le fanno che non sono applicabili, mica è colpa dei giudici, imparassero a fare le leggi. Le leggi vengono fatte in Parlamento. Allora andiamo a sentire questa rissa al bar cinese, poi la commentiamo col consigliere Davide Acampora di Fratelli d'Italia. Si sono sentiti i tavoli che si spostavano, infatti è stata la mia dipendente ad avvisarmi che erano arrivati alle mani e in quel momento sono intervenuto per separarli. Avevano dei piedi di porco in mano, si vede che erano già pronti per la lite. I toni si sono presto surriscaldati nel plateatico del Bistro Bar 188 in Viale della Repubblica Treviso, dove solo l'intervento del giovane Davide U, figlio della titolare, ha evitato la violenza più cieca. Sono le 17 quando una coppia di uomini entra nel locale dirigendosi verso un gruppo di 4 seduti al tavolo. Ad andare in scena è quello che sembra un vero e proprio regolamento di conti. Volano parole, poi calci e pugni, pochi attimi e i 2 uomini estraggono per l'appunto dei piedi di porco, ed è qui che Davide U cerca di scongiurare il peggio. Intanto li ho separati, dopo quando mi sono accorto della presenza dei piedi di porco io l'ho sottratto. Quindi li hai disarmati? Sì, detta così sì. Hai avuto una prontezza di riflesso, anche coraggio? No, vabbè, non era quello il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è appunto la salvaguardia del locale e della mia clientela. Perché in finale questo episodio non doveva accadere e non deve accadere, specialmente in locali pubblici. Dopo l'intervento del giovane, i 6 uomini escono dal locale. I toni sono accesi anche in strada, ma i 2 gruppi si disperdono a bordo delle loro auto. Sul posto intanto arrivano le volanti della polizia con gli agenti che iniziano ad acquisire i video della sorveglianza sia pubblica che privata. Su Viale della Repubblica sono puntati diversi occhi elettronici. Tutti gli uomini coinvolti sarebbero di origini balcaniche. Quello che è accaduto non doveva accadere. Perché poi queste cose mettono in difficoltà i titolari di locali. Esattamente, mette una brutta luce sul locale che abbiamo aperto 2 anni fa e in quanto bar attività nuova abbiamo sempre cercato di mantenere un'immagine pulita e una clientela pulita, perché in finale è ben frequentato questo bar. Ed è così che Davide si fa portavoce di un disagio diffuso, la difficoltà per chi sta dietro un bancone di prevenire e gestire situazioni simili. Basta. Noi siamo qua, non siamo qua perché ci divertiamo, noi siamo qua per lavorare, in finale. Per noi non è un gioco, specialmente
atti del genere. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il loro meglio e niente, sappiamo che anche questo episodio verrà risolto dalle forze dell'ordine. Intanto complimenti a questo ragazzo, 6 contro 1, per me è esperto di arti marziali, perché veramente avete sentito, è riuscito a togliere anche il piede di porco, non è mica facile, guardate che sapete io so cosa vuol dire. Allora sentiamo Davide Acampora come commenta questo servizio che abbiamo visto. Prego Davide Acampora. Beh, allora mi sento di dire anzitutto che quello che è accaduto, Mirella, è un episodio molto grave, gravissimo, e va condannato con fermezza. La sicurezza dei cittadini, ma soprattutto dei nostri commercianti, viene prima di tutto, nel senso, uno, come diceva giustamente Davide, il titolare, è lì per lavorare e noi spesso identifichiamo diciamo, i commercianti anche come presidio del territorio, no? Come primo baluardo anche nei confronti della pulizia, diciamo, che c'è davanti al proprio locale, del monitoraggio anche di, cioè, più negozi ci sono, più attività ci sono e naturalmente anche più controllo c'è, no? Su questo. Quindi loro sono davvero le nostre sentinelle e dispiace tantissimo sentire questi episodi in cui queste persone che sono lì per lavorare devono anche sventare risse e quant'altro. Quindi davvero piena condanna e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine che possono acciuffare. Adesso questa notizia qui è di ieri, probabilmente le indagini sono andate avanti, ci sono già dei risvolti. È necessario rafforzare la prevenzione e la collaborazione tra gestori, istituzioni e forze dell'ordine, questo sicuramente, perché non è possibile che uno stia là per fare il proprio lavoro e poi si trovi e ne succedono sempre di più. Quindi soprattutto tenere sotto controllo anche questi luoghi di aggregazione, dare la possibilità anche ai gestori subito di informare le forze dell'ordine quando qualcosa va storto. E poi ritorniamo al discorso di prima, Mirella, presidio del territorio, leggi adeguate, aumentare le pene anche per chi fa queste cose qui, dare più tutela alle forze dell'ordine. Alla fine, vedi, chi paga sono sempre i poveri cittadini e lavoratori, quindi davvero andrò a trovare anche il gestore, perché so dov'è il suo bar, il suo ristorante, voglio anche portargli la mia solidarietà proprio personalmente. Senta Davide Acampora, non è che oltre a presidiare questo Mar Tirreno dove arrivano scalzi, stremati, senza niente, dobbiamo presidiare di più i confini? Perché qui si parla di persone che in un'ora e mezza, 2 ore arrivano, se ne tornano a casa, ne fanno di tutti i colori, di una violenza inaudita. Questi veramente fanno paura quando arrivano, ma veramente paura. Allora io penso che qualcosa si dovrebbe fare, perché noi non possiamo essere in balia di queste persone. Noi abbiamo una popolazione estremamente fragile, penso ai nostri diversamente giovani, penso a queste persone che hanno diritto di lavorare quando arrivano, avete sentito, e a questo titolare che io ringrazio veramente anche per il coraggio, è andata bene, sono arrivati in 6, Davide, senza scrupoli, avevano già il piede di porco in mano. Se avessero trovato una fragilità, cosa sarebbe successo? E questa è la mia domanda. Pubblicità. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi
Complimenti alla nostra Tatiana Pellicer per questi balli che so vi fanno tanto piacere. Queste coppie sono anche coppie, ci raccontava Tatiana. Poi sentiamo, abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Ciao Mirella, saluto alla tua simpatica ospite. Volevo chiederti, sarebbe possibile invitare alla trasmissione Sveglia Veneti il presidente del Veneto Stefani per chiedere qualcosa su questa famosa autonomia del Veneto? Tranquillo, Ecco, tranquillo, vedrai che ci sarà, tranquillo Livio. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ecco, questa voglia di confrontarsi, come vedete, è molto importante e fa bene Livio a dirlo. Allora, Tatiana, cosa abbiamo visto? Tante coppie, siete numerosi, bellissimo, giovani. Sì. Ecco, una volta magari c'era di più, mi dicevi marito e moglie che partecipavano, adesso sì, con i figli. Un po' meno. Dire il vero che c'è anche pochi mariti e mogli ormai, perché ci sono molte coppie, più che matrimoni. Prego, Tatiana. Sì, siamo un gruppo abbastanza numeroso, come avete visto anche pieno di ragazzi giovani che chiaramente guidati da chi è nel gruppo da più tempo di noi segue le tradizioni e le tramanda. E il ballo che avete visto è il ballo dei cesti o de sabo de sera, è un ballo scenetta in cui praticamente viene raccontato il momento di ritorno dal lavoro dei campi in cui tutte le persone si trovavano insieme. Si sa che le famiglie di una volta erano numerose per far fiò e c'era una piccola baruffa a proposito del tema di prima, però attraverso la musica e la voglia di voler stare insieme tutto si risolve al meglio. Sentiamo Davide a Campora. Davide, allora cosa ne pensi, ecco, di supportare anche come provincia, ecco, perché c'è una fatica enorme, voi vedete tutto pronto, ma dietro c'è sacrificio, impegno, passione, perché mettere su uno spettacolo non è mica semplice, e anche i costi, soprattutto economici, perché cioè, non è semplice fare queste cose. Prego Davide a Campora, la bellezza, la cultura, la storia e le tradizioni vinceranno sulla violenza? Questa è la nostra speranza, il nostro auspicio. Noi dobbiamo davvero puntare su questi valori per poter insegnare alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, quanto sia importante l'attaccamento alla nostra terra, l'attaccamento ai valori della pace, della solidarietà, dello stare vicino alle persone meno fortunate di noi. E guarda, questo è quello che insegnerò a mia figlia. Io diventerò papà tra 2 mesi e mezzo, insomma. E quindi spesso adesso proprio in questo periodo della mia vita mi pongo delle domande maggiormente rispetto, diciamo, a quello che facevo prima quando ero un po' più giovane, perché adesso la responsabilità sale e mi chiedo anche che mondo daremo in mano a questi nuovi bimbi che nascono. Mi auguro che sarà un mondo di certo un po' migliore di quello che ho trovato io, e questo è l'auspicio. Per tornare al lavoro grande che fanno queste associazioni e i gruppi folcloristici che danno davvero un contributo fondamentale, ma c'è un lavoro dietro pazzesco. Guarda, io sono stato a Casa Piavone un mese fa all'inaugurazione della mostra sui presepi. Voi non so chi ha avuto la possibilità di andarci, ma dei lavori pazzeschi. C'era un presepe che rappresentava un casolare, praticamente un casolare diroccato che faceva parte anche, è reale, esiste davvero nelle campagne, adesso non ricordo di che luogo, ma sicuramente Tatiana lo ricorderà, quello che era al centro della stanza, ma fatto con una dovizia di particolari, che era proprio il muschio, la finestra rotta, cioè quella è la nostra storia, cioè quello è la nostra storia. Noi dobbiamo portare i bambini a vedere queste cose qua. Il processo di Avezza, anche lì, è una storia che racconta, cioè appassionarsi di questo. Tutti questi balli folcloristici che raccontano un po' anche gli usi, i costumi che avevamo, perché noi arriviamo da quello, noi siamo frutto di quell'evoluzione. È questo che bisogna insegnare. E se non ci sono questi gruppi folcloristici che lo insegnano, chi ce lo insegna? Ma hanno bisogno di supporto anche politico, perché capite bene. Ecco, e qua arrivo Mirella. Le istituzioni hanno il dovere di appoggiare. Noi abbiamo rinnovato la convenzione con Casa Piavone e col gruppo folcloristico poche settimane fa, quando c'era ancora il presidente Marcon,
e da sempre la provincia di Treviso è a fianco del gruppo folcloristico. Il comune fa lo stesso, io sono anche consigliere comunale della città di Treviso e c'è una grande sensibilità nei confronti di tutte queste Allora realtà. fermiamo perché abbiamo Maurizio da Padova, se no mi cade la linea. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Maurizio da anche Conselve. oggi, Ciao Maurizio. da Conselve, sì. Anche oggi argomenti molto molto interessanti. Allora io vorrei aprire una parentesi, Mirella, se mi permetti, per quanto riguarda quello che è successo sabato scorso a Torino. Allora, se quello è l'esempio dei giovani che dovrebbero, anziché andare ad impegnare il suo tempo per le associazioni eccetera, invece di andare a bastonare i poliziotti, e qui mi fermo perché ne sarei da dire tantissime su quella cosa là. Allora, io sabato ho visto violenza, non ho visto altro. Ok? Anche perché quel centro di Askatasuna dovrebbe essere chiuso da molto tempo e non so perché sia ancora aperto. Va bene, chiudo la parentesi perché sennò andiamo oltre. Allora, per quanto riguarda le tradizioni, Mirella, qui purtroppo ci sono dei genitori che non insegnano più ultimamente le tradizioni ai figli, ai figli nuovi che vengono su. Ok? Ecco, perché alcuni non sanno nemmeno che cos'è il presepe e alcuni non sanno nemmeno che cos'è il bruciaveccia. Ok? Ecco, allora, se questi sono i genitori degli anni 2000, guarda, veramente stiamo andando non nel profondo del baratro, ancora di più, sempre più giù. Ok? Bene, attendo vostre risposte, buona giornata. Grazie. Allora, prima di rispondere al nostro Maurizio, andiamo a vedere questo presepe delle case Piavone, perché ormai il tempo sta terminando, ma siccome li abbiamo nominati anche per dare il giusto supporto e gratitudine, anche perché c'è tanto lavoro, bisogna anche vedere. Ecco qua, vediamo, prego Tatiana, vediamo questo video. Ecco qua, andiamo a vedere il servizio. Sono solo alcuni degli oltre 120 presepi in mostra alle Case Piavone sullo Storga a Treviso. È uno degli appuntamenti delle festività natalizie organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano che cerca sempre delle novità. Non sono presepi solo trevigiani, ma vengono da Foggia, dalla Lombardia, dall'Emilia e dal Friuli. Poi abbiamo presepi fatti da delegati ONU in Palestina, quindi sono molto sentiti, molto importanti. Tante le collezioni con esempi unici, come questa natività su foglie di cocco e quest'altra su pietra dura. Dai piccolissimi personaggi rappresentati in questo presepe dentro una provetta, ai diorami con i suggestivi effetti luminosi. Sono tanti gli esempi nei due piani delle Case Piavone, il cui percorso è di fede, di storia e di territori. E l'esempio lo danno queste due opere realizzate con il legname recuperato dalle grave del Piave e scelto per le sue fattezze, in parte poi modellate dall'autore. È proprio l'espressione dell'artista che con mezzi e con la fantasia riesce a fare opere davvero importanti, perché io dico che il presepio, oltre alla natività, esprime anche gioia, incanto, bellezza. Un percorso unico nel suo genere, da vivere in queste festività e non solo. Fino al domenica 18 gennaio, ecco, orari dal giovedì alla domenica e anche su orari straordinari. Ingresso libero? Ingresso assolutamente libero e vi invitiamo a partecipare a vedere questa bellissima mostra. Siccome sto ancora leggendo come questa mattina le lettere di Natale, mi sembrava ovvio anche far vedere i presepi, anche per dare il giusto merito al già presidente Ivano Camarin, che ringraziamo veramente per tutto quello che ha fatto dopo la scomparsa del nostro Franco Crespan. Adesso vedremo l'evolversi della situazione con una figura femminile, giovane, con la passione fin da piccola di questo gruppo folcloristica. Cos'è la soddisfazione quando vedi veramente che le stanze si riempiono
di persone che ammirano, che si congratulano, perché il lavoro è fondamentale, cioè non è che i presepi si facciano dalla sera alla mattina, i contatti, tutto quello che c'è attorno. Prego. Tatiana. Diciamo che quando vediamo un pubblico numeroso ai nostri spettacoli, piuttosto che quando gli eventi che facciamo al museo sono sentiti, vediamo il nostro lavoro già praticamente ripagato, nel senso che vuol dire che quello che stiamo facendo viene apprezzato non solo dalle persone che ci stanno vicino, ma anche dalla comunità in generale, ma non solo, perché ci sono anche persone che vengono da fuori regione appunto anche a visitare il museo oppure a vedere i nostri spettacoli, come anche a Lavezza è capitato che qualcuno si sia fatto avanti chiedendoci appunto della manifestazione, di cosa si trattasse, come mai proprio a Treviso ci sono questo tipo storia della Vezza. Di manifestazioni, esatto. Allora, siccome siamo in chiusura, Tatiana, con quale messaggio vuoi lasciarci? Cosa vuoi dire ai genitori, ai nonni che ti stanno ascoltando a casa, ma anche a qualche ragazzo, ecco, di partecipare? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio vuoi lasciarci? Io credo che la nostra tradizione sia la nostra identità e che quando una persona ha ben chiara la propria identità abbia in qualche modo una marcia in più verso il futuro, verso gli altri, perché quando sai chi sei riesci anche ad accogliere l'altra persona senza timore e con entusiasmo. Io penso anche, non so, alla nostra rassegna. Abbiamo conosciuto persone da tutte le parti del mondo e credo che questo sia un motivo di fiducia verso l'altro e verso il futuro. Grazie, veramente grazie a Tatiana Pellicer, presidente del gruppo folcloristico trevigiano, di essere stata con noi, di averci portato anche queste belle immagini, questa bella musica, veramente grazie. E non ti dico in bocca al lupo, perché dicono che ormai non si può dire in bocca al lupo, perché poveretti i lupi abbiamo visto anche ieri come sono presi, però veramente grazie per quello che fai e farai in futuro, perché c'è tanta voglia, quando c'è la passione l'obiettivo si raggiunge. Sentiamo invece Davide Accampora come commenta la telefonata e se vuole dare la risposta a Maurizio da Conselva e come ci saluta. Prego. Sì, allora ringrazio Maurizio da Conselva perché ha toccato proprio il centro del problema, cioè insegnare ai nostri figli cos'è il presepe, perché c'è il pane bin, cos'è il processo alla beccia, cosa sono gli antichi mesi, cioè portare i figli anche a vivere. Ci sono tanti bambini, tante famiglie quando ci sono queste manifestazioni, questi eventi. Ma io per esempio voglio fare un discorso sul presepe, un piccolo accenno. Il presepe è una cosa straordinaria, il presepe non offende nessuno, il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe rappresenta i nostri valori fondamentali della nostra società, che sono il rispetto, la povertà, perché la povertà è un valore, ok? Il stare vicini ai più deboli, la solidarietà, il presepe rappresenta tutto questo. E vedi, mi arrabbio quando vedo notizie in cui qualcuno vuole cambiare il presepe, vuole nascondere il presepe per rispetto per le altre culture. Ma il presepe non deve subire tutto ciò, perché esso in se stesso non offende nessuno e non impone niente a nessuno. Noi non dobbiamo vergognarci dei nostri valori, noi dobbiamo essere diciamo contenti, felici e orgogliosi di rappresentare il nostro presepe. E questo è il messaggio che voglio mandare. Quindi non vogliamo presepi fake, strani, con o senza velo, con tutto rispetto, diciamo, per le altre culture. Ma il presepe rappresenta la nostra cultura e noi siamo in Italia e dobbiamo portarla avanti. Per quanto riguarda appunto il discorso, poi c'era una telefonata sui fatti di Torino, però vabbè, dopo lì torniamo sul discorso sicurezza. Io voglio fare davvero un auspicio in questo periodo in cui stiamo vivendo, di difficoltà anche economica, con l'aumento di questi prezzi, con sempre più persone in difficoltà, con l'inflazione, di puntare sempre di più sulla solidarietà, cercare di stare vicini, cercare di stare tranquilli, cercare di aiutare il prossimo e cercare insomma di fare più rete possibile. E tu, grazie alla tua associazione, Mirella, e anche grazie al gruppo folcloristico, a tutte le realtà del territorio, io penso che il trevigiano sia davvero un fiore all'occhiello per questo tipo di attività e sono fiero di essere trevigiano. Grazie a Davide Accampora. Prima di salutare i miei ospiti sentiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Sì, buongiorno signora Mirella, lei e tutti i suoi ospiti. Buongiorno, io mi associo all'ultima chiamata di quel signore.
Ora io dico, la cosa più vergognosa è che intanto questa gente che ha picchiato a questo povero ragazzo sono agli arresti domiciliari, e questo è l'unico fallimento dello Stato. Poi ricordiamoci una cosa, che non è che hanno colpito soltanto a poliziotto, questi hanno colpito lo Stato, perché i poliziotti sono servitori dello Stato, quindi questa gente qua, che li chiamo gente per non dire parolacce, questa gente qua purtroppo sono il marcio della società, e mi dispiace soltanto che gli hanno dato gli arresti domiciliari. Mi dica una cosa, signora Mirella, se disgraziatamente questo poliziotto magari prendeva l'arma perché si prendeva paura e magari sparava, di chi era la responsabilità? Del poliziotto o sempre di questi che erano 10 contro 1? 10 persone contro 1, sono infami questa gente. E poi una mamma di questo ragazzo dice: ma poverino, mio figlio è bravo. Per fortuna che è bravo, figuriamoci se era cattivo quello che faceva tuo figlio. Cioè, picchiare un poliziotto è bravo. Cioè, ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati a una situazione che veramente non si capisce più nulla. Lei lo sa bene che sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine e gli devono dare pieni poteri, e gli dica alle forze dell'ordine: mi raccomando, difendetevi, voi dovete andare con la pelle a casa vostra, tutto il resto è noia. La ringrazio, signor Mirella, e mi scusi per lo sfogo. Grazie anche a Sebastiano, salutiamo Tatiana Pellicer, salutiamo Davide Acampora. Pubblicità. Il messaggio scambiato su WhatsApp che vi mostriamo e che ci è stato girato da uno dei figli lascia spazio a poche interpretazioni. In seguito alla scelta di riduzione di utenti presi in carico, avendo superato il numero di pazienti fragili da seguire, vi comunico che i signori non saranno più seguiti dal nostro studio. Vi invitiamo pertanto a provvedere ad individuare un altro medico entro una settimana. I pazienti sono 2 coniugi di Padova, 88 e 86 anni, che da 2 erano seguiti dalla dottoressa Cecile Chienghe. Un piccolo terremoto questo per persone che nel medico di famiglia vedono un'ancora e un conforto, e che avevano scelto la dottoressa Chienghe anche per conservare, per quanto possibile, una loro autonomia. Tanti passaggi che lasciano quantomeno aperte diverse domande, compresa la modalità in cui la famiglia ha scoperto di non avere più un medico di riferimento, dalla farmacista a cui si erano rivolti per avere dei consigli dopo aver cercato invano di contattarla. La cosa buona è che per fortuna i 2 anziani sono già diventati pazienti di un altro medico di famiglia, ma su quanto accaduto l'ULSS 6 Euganea ha deciso di aprire un'indagine. Del resto, precisa l'ULSS, se è vero che esiste un massimale di pazienti che possono essere iscritti presso un medico, un tetto al numero di pazienti fragili non esiste. In attesa degli sviluppi dell'indagine, l'ex ministra per l'integrazione del governo Letta ed ex europarlamentare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Io saluto e ringrazio Franco Marcuzzo, segretario CISL Belluno Treviso, di essere con noi. Parleremo dei diversamente giovani, di questi pensionati che veramente non ce la fanno più. Noi ai banchi solidali ne abbiamo sempre di più, segretario, e questo preoccupa molto. Non riescono veramente né a curarsi né ad avere l'ABC di mangiare sano, riscaldarsi. È veramente una situazione insostenibile. Saluto anche Daniele Cenedesi Alpino, parleremo di alpini, parleremo di montagna, parleremo di Olimpiadi, se è vero questa storia che era successa alle Olimpiadi, che dovevate dormire se andavate ad aiutare nei sacchi a pelo, se si è cambiato, cosa è successo, perché la verità bisogna sentirla da tutte e 2 le campane. Però partirei proprio col segretario Marcuzzo. Allora, segretario, cos'è che la preoccupa più di tutto? I numeri sono numeri, non c'è niente da fare. Abbiamo sentito i medici di famiglia. Diciamo che avete toccato 2 temi, insomma, uno sono le truffe e l'altro è il discorso della sanità. Sono due temi vivi, veri, a cui mi pare
strano che non si riesca a trovare una soluzione per cui ci siano persone che riescono a inserirsi nella tua vita privata e sembra quasi che conoscono la tua situazione e ti inducono a... cioè quella del CUP del medico, il cambio del medico è usare una difficoltà che abbiamo per tentare di truffare qualche anziano. Il famoso messaggio truffa che è arrivato nei giorni scorsi. Come CISL siamo stati oggetto a livello nazionale di coi CAF, addirittura il CAF ti chiama, cioè, la banca chiama, tutti chiamano. Ma da noi sul CAF hai milioni di persone che affidano a te, si affidano in Italia la dichiarazione dei redditi, quindi è abbastanza anche normale che ci possa essere. E quindi poi c'è chi ci casca e come fai a difenderti da una situazione di questo tipo? Noi l'informazione la diamo tutta, non aprite, nessuno vi dà comunicazione e resto, ma non ci arrivi dappertutto e molto spesso, specialmente con gli anziani, sono quelli più esposti, ma non perché sono più stupidi, è perché gli anziani sono a casa, hanno più tempo e quindi rischiano magari di... ma nel dubbio chiamo, vediamo com'è, quando l'hanno fatto entrano nel meccanismo e poi diventi... Anche perché diciamo la verità, non è che li abbiamo aiutati veramente a capire gli ingranaggi di questi strumenti che abbiamo messi in mano dalla sera alla mattina, che quando hai schiacciato hai già perso tutto, bisogna stare attenti a non schiacciare, a non rispondere. Abbiamo Elda da 9, vai Elda. Ciao Mirella, ciao. Ciao. Pronto? È tanto che non ti telefono, ti saluto. Grazie. Pronto? Ecco, vai. Volevo dirti che ho visto lì a Torino quelle cose lì, ma non saranno forse mandati apposta per mettere tutto quel disordine? Perché è una cosa veramente spregevole. Io ho fatto tante volte con mio papà quelle cose lì, insomma, le sfilate per i lavoratori, per i pensionati, ma eravamo tutti tranquilli. Maria Santissima, adesso è una cosa disastrosa. E poi dopo per sfilare non parlano mai di pensionati, non si sa come va. Parlano della Meloni che l'hanno messa anche in chiesa, ma stiamo diventando un po' ridicoli, che mettono Moro piuttosto in chiesa, che è stato trucidato. E quelli che hanno occupato quelli che sono stati uccisi, che io ho le fotografie dei due che hanno ucciso, sono proprio agitati. Ho le fotografie insieme con tutti i morti, del Falcone e dell'altro, perché veramente mi fanno pena. Ecco, allora volevo dire, sviano tutto per non parlare delle cose concrete. E dopo vedere anche con questo poliziotto dargli col corteo, ma è una cosa disastrosa. Ad ogni modo, io ho 88 anni, non ho mai visto una cosa così, va bene? E posso dire che sono nata anche bene, perché io vivo tranquilla e tutto così. Sono già stata miracolata appena nata, solo per il mio carattere, perché io non porto rancore con nessuno. Ecco, e cerco di vivere tranquilla e vivere la mia vita. Ho comprato 5 figli e sono contenta, sono tutti bravi e sono contentissima. E sono ancora bisnonna e anche bisnonna 3 volte. Ecco, così volevo dire che oramai il mondo si è rovesciato. Oramai non si sa più chi votare, perché oramai sono tutti uguali. Dopo vanno a cena assieme. Grazie cara Elda, un abbraccio, grazie anche per la telefonata, fa piacere questa 88enne, pensate ecco che veramente col buon senso quello che sta spiegando, e loro non vogliono vedere violenza, ne hanno già subita tantissima, loro sanno cosa vuol dire violenza, vogliono vivere in pace, sereni, però non mi sembra, poi sentiremo Marcuzzo che veramente diamo delle risposte e facciamo veramente delle azioni per aiutarli, anzi ci dimentichiamo un po' troppo spesso di
queste figure veramente preziose. Daniele Cenedese, ecco, cos'è la sicurezza per un alpino? Prima abbiamo aperto con Davide Acampora parlando di sicurezza, con appunto consigliere di Fratelli d'Italia. Bisogna vedere da quale angolazione. Voi alpini siete sempre nel pezzo anche per quanto riguarda la sicurezza. Ecco, cosa vuoi dire? Come vedi la questione, ecco, come si è aperto questo 2026? Intanto si è aperto con quel caso lì in Svizzera. Io sono anche, come si dice, la mia squadra aveva fatto i corsi dell'alto rischio. Quando c'è una manifestazione, anche una sagra, in oratorio, ci sono 150 persone, siamo in 4 di noi sulle porte di sicurezza a fare sicurezza. Di quello che si è capito lì non ce n'era nessuno di questi. Non c'era niente là, non c'era almeno niente. Quello che si è visto. Noi invece andiamo, delle volte posso dirti, ci sono 150 seduti che mangiano e noi là così, alle porte di sicurezza ci vergogniamo anche un po'. Però la legge è quella e noi dobbiamo fare così, se no se arriva a un controllo anche quelli che organizzano non possono fare l'attività. Non è che veramente si cerca, come dice questa nonna Elda, di spostare il cerino, nel senso di andare a vedere e di mettere in sicurezza cose che si potrebbe veramente alleggerire. Abbiamo sentito i locali, io ho avuto il presidente delle discoteche di Rovigo e Venezia, il quale ha detto qui in Italia non potrebbe succedere quello che è successo a Crash Montanà perché abbiamo delle regole ferree. Poi abbiamo sentito che è stato chiuso il Piper, è stato chiuso il MoMA in Lombardia e adesso tutti i sindaci stanno verificando i locali, ma bisogna che veramente succeda la tragedia per capire che i controlli vanno fatti prima e la prevenzione. Cosa ne pensi, Alpino Cenedese? Perché qui è sempre dopo, quando succede la tragedia allora si muove tutto, prima zero. Sarà perché ho fatto questo corso anche con i miei alpini, avevo a pagamento nostro, non è che sia dovuto, comunque l'abbiamo fatto. E quando andiamo su sti locali, la prima cosa dobbiamo andare a controllare le prese della luce, dove arriva il gas, dove c'è questo, dove c'è... Dopo non possiamo neanche intervenire, però sappiamo indicare quando arrivano i pompieri o chi arriva. Gli addetti ai lavori? Siamo lì proprio per quello. È sempre uno davanti alle porte di sicurezza, che è una cosa basilare. Sentiamo anche il segretario Marcuzzo, sicurezza perché è un tema veramente delicato e soprattutto abbiamo queste fragilità. Qui abbiamo visto al Crash Montanà dove è mancata veramente la figura dell'adulto che protegge. È inutile dare la colpa ai ragazzi, ai genitori, ma all'ultimo dell'anno chi è che non fa festa, chi è che non cerca? Io penso che se mio figlio entri su un locale deve essere al sicuro, indipendentemente dall'età, ma è anche l'ultimo dell'anno. Cosa dice Marcuzzo? Le fragilità a casa? Allora, diciamo intanto che da un certo punto dimostra quanta buona attività stiamo facendo in Italia rispetto a queste cose. Perché noi abbiamo sempre utilizzato la Svizzera come la nazione degli orologi. La civilissima Svizzera. Esatto. In realtà questo serve a dimostrare che insomma i furbetti ci stanno dappertutto, anzi direi delinquenti, perché, insomma, quando si arriva ad avere le porte di sicurezza e ne è appena morto un altro giovane l'altro giorno. Vuol dire proprio non avere un minimo di cognizione. Poi la fatalità capita, queste cose qua, però quando hai i giovani davanti devi mettere in conto che le cose capitano e possono capitare, perché è nella natura delle cose, quindi la prevenzione serve a creare le condizioni per cui se qualcuno va fuori giri ho già creato l'antidoto rispetto a questo. Qua non c'era proprio neanche quello, quindi proprio non c'è cultura della sicurezza, vuol dire stare tranquilli, vuol dire non essere preoccupati, non è solo un problema di violenza o meno, andiamo sulle truffe, andiamo sulle... E quando hai la sensazione di non sentirti seguito, il tema si pone. Ecco, questo dimostra che probabilmente valorizza un po' di più l'attività che stiamo facendo, che sta facendo l'Alpino. Credo che gli Alpini siano una delle associazioni che su questo ci mettono attenzione. La prevenzione è una cosa importante, io l'ho seguita per lavoro, quindi ho fatto il sindacalista per una vita, quindi quando si parlava ad esempio sulla la prevenzione nelle aziende, la rumorosità quando è venuta fuori è una delle battute di tutti i padroni di quel tempo, erano ma sì, a domenica va in discoteca, fa casini, a luni viene qua a rompere le scatole per queste cose qua, e una cultura della prevenzione che era di tipo giustificativo. In realtà
la prevenzione, cioè tutte le materie di prevenzione valgono proprio per il lunedì, perché la prevenzione serve quando uno non è attento, perché quando è attento non si fa male. Io non metto la mano sotto la pressa apposta, la metto perché quindi devo proteggere le persone per quando sono sbadate e non sono controllabili. E quindi quando dici capita il lunedì, no, a maggior ragione devi farlo il lunedì. Sì. È un problema di cultura. I fatti di Torino dimostrano, ma a parte che secondo me su Torino l'impressione che si sposti il cerino c'è tutta, però è vero, cioè, atti così non possono capitare. Ma sono non devono ancora. capitare. La cosa peggiore è che sono capitati ancora e ricapitano, questo è l'aspetto. La signora diceva non era abituato, io ho fatto il metalmeccanico e i servizi d'ordine delle manifestazioni li facevamo ogni volta perché c'era qualcuno che tentava di inserirsi, quindi il tema non è una novità rispetto a prima, anzi la cosa grave è che si ripetono, questo è il problema, e che qualcuno possa pensare che questo sia anche legittimo. Ma Presidente, il segretario, non è che sia passato un messaggio per quanto riguarda la Svizzera che con i soldi puoi fare quello che vuoi? Pago, esco, 40 morti, 41 l'altro giorno. Ma si può mandare questo messaggio? Ma noi abbiamo queste leggi, ma qui stiamo parlando di 41 morti, di ragazzi che non c'entrano. Ma come si fa? Ma dico io, ma come si fa a mettere questa diciamo, sanzione? Io pago la sanzione e esco, intanto vado ai domiciliari nella mia bella casa, tranquillo e beato, poi decido come fare. Questi soldi che arrivano non si sa neanche da chi, perché non so, 500.000 euro arrivati così senza... Mi sembra che c'è qualcosa che veramente dobbiamo interrogarci, perché poi sono messaggi che arrivano ai giovani questi, Sono questi i messaggi che arrivano ai giovani. Ecco, sentiamo anche Daniela Cenedesi. Ecco, questo messaggio che veramente è devastante per le famiglie che hanno perso questi figli, per la società in generale. Prego. È devastante, sì, perché giustamente con quei soldi dimostri, e poi soprattutto che non sono rintracciabili chi li ha dati. Che se non paghi qualcosa, vengono lì il giorno dopo, sanno vita, morte e miracoli. Anche quella è una balla. Sanno tutto. E lo dicono così apertamente che la gente ci fa il sorrisetto e non ci crede, è quello il discorso. La bufala? È una bufala, dai. Allora andiamo a vedere anche cosa è il servizio, andiamo alle Olimpiadi con gli alpini e poi sentiamo il nostro Daniele Cenedesi. Dimmi. Alpini Olimpiadi. Olimpiadi. Bene, Treviso ne ha mandati. Il messaggio alla fine, i tempi sono stretti, la disponibilità delle persone c'è, è chiaro che questa disponibilità va guidata indirizzando con delle precise disposizioni le persone che vogliono, perché ce ne sono, che vogliono partecipare a questa importante e unica manifestazione. È un appello urgente. Ed è ovviamente un appello urgente visti i tempi stretti. A 2 mesi dall'inizio dei giochi le penne nere vogliono conoscere le regole d'ingaggio, pronti gli alpini lo sono da sempre, ma oggi più che mai servono indicazioni chiare soprattutto dai ministeri di sport e difesa. Ci sono grossi problemi organizzativi a livello romano. È stato chiesto dalle 1200 e 1500 persone. Alpini, amici e aggregati ovviamente, però ci chiedono un numero non indifferente. Dei 1500 volontari richiesti all'ANA, 100 potrebbero arrivare dalla Marca, secondo le stime dello stesso presidente Franco Giacomin, che a Villorba ha incontrato i vertici degli 88 gruppi della provincia nel consueto appuntamento annuale stavolta organizzato dal 6° raggruppamento della sezione di Treviso, con i gruppi di Arcade, Villorba, Spresiano, Visnadello. Gli alpini quindi guardano le vicine Olimpiadi e al loro fondamentale coinvolgimento. Dall'accettazione delle persone, la gestione sulle piste, piuttosto che movimentazione di materiali, quindi uso di mezzi. Operativamente i nodi da chiarire sono tanti, a partire dal riconoscimento dei permessi per chi lavora, non solo. Anche il nodo degli alloggi e dove vengono collocati è un problema non indifferente, perché noi sì abbiamo disponibilità, ma ci sono delle spese da sostenere e quindi chiediamo che ci siano anche riconosciuti dei contributi. Con il massimo spirito di servizio quindi si attende un cenno da Roma, intanto gli alpini si sono ritrovati per sciogliere i nodi burocratici di un'attività incessante e predisporre i prossimi appuntamenti, su tutti la Dunata di Genova e la ricorrenza dei 50 anni dal terremoto del Friuli, inevitabile una battuta sulla proposta di leva militare volontaria con i venti di guerra che soffiano anche in Europa. Per l'ANA un'eventuale esperienza è da considerare a 360 gradi.
quindi con funzioni molteplici che non sono solo quelle dell'addestramento militare, ma anche in senso più ampio, con la capacità di essere presenti in situazioni, diciamo, di protezione civile. Allora, Daniele Cenedesi, Alpino, come commentiamo questo servizio, ecco, questa voglia di aiutare, perché ce l'avete sempre, siete i primi veramente che partite, che fate, però ci sono anche dei problemi, abbiamo sentito, abbiamo bisogno anche di essere sostenuti, abbiamo bisogno di capire cosa fare, dove andare, poi abbiamo sentito che dovevate dormire sui sacchi a pelo, perché cioè delle cose assurde. Com'è la situazione, Cenedesi? Io ti dico quella che so, che sono Sì. certo, parlando anche con i miei alpini così. Intanto non devi superare i 69 anni di età, quindi già là diventa difficile, perché sono tutti ormai sopra i 70. A me sembrava Anche ieri. gli alpini hanno bisogno di forza giovane. Sì, hai capito, quindi non è più facile reperire personale, perché giustamente se non c'è la naia li perdi sti alpini qua. Però il discorso del dormire là, l'alpino si diverte anche quando va a fare sti servizi. Dormire in sacco a pelo non è un problema. Non è un problema. L'importante è che ci sia vitto e alloggio, e questo lo l'hanno finora garantito. L'alloggio è il sacco a pelo, è Sì. il vitto che sarà da Sì, ma qualche parte. che sia sotto un tetto. Comunque, hai capito, questo è garantito. Dopo quello che parlava lì dei contributi sembrano per le spese vive che devono sostenere. Comunque si sono fatti avanti 1500 alpini qui a Treviso. Però. Hai capito? E devono fare anche, non vanno lì improvvisati, devono fare anche delle sedute, Fai stage, e no? vedere Anche un per attimo cosa devono fare. Comunque danno sempre la... Marcuzzo, ma tutta questa sicurezza per quanto riguarda le Olimpiadi la vediamo, ecco, questo tutto brilla, tutto luccica, è arrivata anche la neve. Io dico che il già presidente Luca Zaia ha fatto, ecco, questi riti sciamanici perché se no veniva, era un bel problema, è arrivata anche la neve. Diciamo che hanno avuto il fortuna problema poi dopo, quando passeranno questi 15 giorni, ecco, come vedremo la situazione, danno dei numeri importanti, la visibilità dell'Italia, le persone che parteciperanno, i turisti che arriveranno. Lei come vede la situazione, segretario? Diciamo che Olimpiadi sono sempre probabilmente anche un momento in cui metti in moto, attiri attenzione, però insomma credo che ci sia parecchio da pensare rispetto a questo. La vicenda della seggiovia, cos'era la funivia che va su, con problemi che a suo tempo hanno fatto servizi, che c'erano rischio di frane con il pilone costruito sulla casa, adesso sembra che non siano neanche in grado di farla funzionare. Ho l'impressione che ci siano un po' troppe cose. Non vorrei essere tra chi abita in quei territori, perché credo che insomma non... Sentire questi numeri, segretario, devo correre perché sa che il tempo è tiranno e le domande sono tante. Ecco, in un momento dove veramente il pensionato o l'operaio, la famiglia è molto penalizzata, ecco, sentire questi numeri dall'altra parte della careggiata, ecco, cosa ti fa sentire? Sono difficili da spiegare per quanto ci riguarda, però è anche vero che insomma, quando devi muovere l'economia qualcosa devi fare, quindi da qualche parte devi anche investire, quindi dietro a questo probabilmente ci sarà qualcosa che ci sfugge rispetto a questo. Spiegarlo ai pensionati è un po' dura, insomma, perché avere pensioni che non vengono adeguatamente difese per quanto riguarda il proprio... Cioè, noi abbiamo avuto una rivalutazione dell'1,4% a fine anno e ci hanno detto che va anche bene così. Perciò vuol dire briciole? Vorrei capire che chi va a fare la spesa quanto si sente, e posso assicurarvi che se non ci fossero le organizzazioni dei pensionati a difendere, anche questo sarebbe stato messo in discussione, anzi a suo tempo c'è qualcuno che ci aveva anche provato, non adesso insomma, rispetto a questo. Pensiamo ai periodi di Monti in cui avevano bloccato le rivalutazioni, quindi, e subito dopo la difficoltà a riconquistarla pian pianino, e oggi l'abbiamo riconquistata parzialmente con rivalutazioni che sono, cioè, spiegare a uno che vive con 1.000 euro al mese queste cose qua è dura. Quindi al di là di tutti i ragionamenti, questo non vuol dire che dobbiamo essere magari 1.000 euro, io ho pensionati che dicono che hanno 500-600 euro, sì. Cioè già 1.000 euro sarebbe un sogno per loro. Oltre 1.000 euro per far conto. Sì, ma dico, no, diciamo anche quelli che... No, c'è gente che con 600 euro
la minima insomma ci deve sbarcare lunario, quindi credo che dovremmo fare i ministri dell'economia questi qua per la capacità che hanno nel sopravvivere con poche risorse. Il problema è come fare a spiegarle queste cose qua. Quindi noi non siamo contro queste cose qua, quindi le novità, gli investimenti vanno fatti, però vanno fatti con equilibrio. E il tema che noi abbiamo, e torniamo al ragionamento di prima, le innovazioni tecnologiche, queste cose qua, non può essere che ogni volta che solleviamo il problema che gli anziani hanno difficoltà a stare al passo e ti senti come i rompiscatole di turno. Cioè sull'innovazione tecnologica, sull'informatica che stanno andando avanti a piè sospinto, è una cosa che va bene che ci sia, l'intelligenza artificiale va bene che ci sia, cioè, le sale operatorie oggi salviamo tantissime persone grazie a questo. Però bisogna anche pensare che se la fai andare troppo velocemente hai una fetta della popolazione che la uccidi socialmente. Gli ottantenni che non hanno nessuna dimestichezza col cellulare e devono prenotarsi la visita col cellulare, è dura da spiegare. O con lo speed. O con lo speed. Ma è bene che vadano avanti, ma è bene anche pensare che non bisogna lasciare nessuno indietro e non può essere lasciato solo il volontariato. Perché il volontariato, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ma il volontariato è uno strumento, un argomento di supporto, deve essere invece istituzionale, e invece no. Quando parli di queste cose qua è un problema. Come è un problema? È un'opportunità invece. Cioè la società che hai oggi l'hanno costruita gli anziani di oggi e hanno creato le condizioni per cui oggi quella società a cui hanno contribuito di costruire, di migliorare, è quella che li isola rispetto al resto. Esatto. Non è facile da... Però, segretario, bisognerà anche capire che la politica dovrà affrontare questo tema, visto la popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, nascite poche, giovani, molti se ne vanno, oppure non li abbiamo proprio perché la denatalità si fa sentire. Perciò queste misure anche per un aiuto a questa figura che dovrà pure atterrare dolcemente, cioè già hanno fatto una vita d'inferno, perché se pensiamo ecco, alla nostra Elda, 88 anni, cosa ha visto, cosa ha patito, cosa ha sofferto. Una volta non c'era la povertà, c'era la miseria. Hanno visto le guerre, sanno cosa vuol dire. Avete sentito ieri ecco, gli scrittori cosa hanno detto ecco, i storici, che addirittura non volevano parlare ai loro figli di quello che era successo. Per fortuna poi ai nipoti è cambiato qualcosa, perché volevano proprio non infierire e non volevano neppure ricordare le brutalità. Però alla fine qualcuno dovrà dare risposte a queste persone. Cosa dice il segretario? Dovrà pure la politica ascoltarvi quando sederete al tavolo su queste commissioni, che non ho ancora capito chi si siede alle commissioni. No, segretario, lei ce lo faccia l'elenco, perché veramente facciamo fatica a capire alla fine cosa è emerso da questa commissione, chi ha capito, chi ha parlato e chi è nel pezzo. Prego, segretario. Allora, diciamo che siamo un po' in fase... C'è una nuova giunta regionale, quindi tutte queste tematiche sono regionalizzate di fatto, e quindi mi pare che c'è parecchio movimento rispetto a questo aspetto. Con la precedente alcuni aspetti che ci riguardano abbiamo giudizi nettamente negativi. Pensiamo semplicemente alla riforma delle case di riposo, che promessa a ogni scadenza elettorale veniva promessa e il giorno dopo, passate le elezioni, si ritornava da capo. Se vi spiego quali sono le tematiche e cosa vuol dire per l'anziano, allora, tanto ve ne do solo una, insomma. La spesa della casa di riposo, per la retta della casa di riposo, una parte può essere scaricata, che è la spesa sanitaria. Certo. Quant'è la quota nella retta, qual è la quota sanitaria che il singolo utente della casa di riposo può scaricare? Non esiste una regola, la decide il direttore della casa di riposo, in base a come è organizzata e quindi quanti sono i costi sanitari e quanti sono i costi alberghieri. È una responsabilità che i direttori delle case di riposo non vorrebbero, però nessuno ha mai deciso cosa fare, e quindi chi fa se lo decide. Può essere che un mio diritto del pagare le giuste tasse lo decida un direttore di una casa di riposo? Sarà un diritto che vale per tutti, non è una cosa opinabile, per cui dipende da uno come si organizza. Su questo ci abbiamo provato in tutti i modi ed è possibile farlo. L'ha fatto l'Emilia Romagna, pensiamo che sono perché rossi, l'ha fatto anche la Lombardia, che non sono rossi. Cos'è che hanno deciso? Che hanno fatto a 100 la retta, il 50%, nel modo di ipotesi che non sono le percentuali, il 50% è il costo alberghiero, il 50% è sanitario.
puoi farla alta e bassa, il 50%. Quindi ognuno va, sa che ha quel tipo di diritto. Oggi da noi in Veneto questo diritto non c'è. Chi decide quant'è il mio diritto è il direttore della casa di riposo ed ha una responsabilità che per quello che mi risulta vorrebbero non avere, perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe anche opinare rispetto a questo tipo di decisioni. E la cosa va avanti così, è andata avanti per anni. Vede Presidente, abbiamo toccato un tasto molto importante che è la salute pubblica. Nel senso, io l'altro giorno avevo il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, direttore dell'ULSS 2, e avevo anche un virologo, il professor Pregliasco, perciò non l'ultimo della classe di sicuro. E alla mia domanda e perplessità ho detto, purtroppo ho dovuto accompagnare una persona diversamente giovane a fare una visita e sono entrata in un reparto dove c'erano tutte queste persone diversamente giovani, ammassate, una attaccata all'altra, tutti senza mascherina, tutti che tossivano, starnutivano, c'è una roba allucinante. Allora ho detto, ma non è che in queste situazioni, in questi luoghi, la mascherina dovrebbe essere obbligatoria? E il direttore generale e anche il professor Pregliasco hanno detto che ogni regione si regola a sé, cioè ognuno fa in base a quello che vuole fare. Ma io penso, ma volete capire che la salute pubblica, parliamo di tutta la salute pubblica, dovrebbe essere universale per tutti? Ma io non riesco mica a capire, perché cioè, non è che ci sia solo l'influenza, ci sono i germi, i batteri. L'altro giorno una signora mi ha detto che aveva visto la trasmissione, Mirella, hai avuto ragione a toccare questo tasto, perché mio marito è entrato sano al mattino all'ospedale, il giorno dopo aveva di tutto e di più, si aveva preso un batterio o un virus, adesso non mi ricordo cosa mi ha detto. Cioè non è, Presidente, che siamo un po' troppo superficiali, dove veramente dovremmo essere più di spessore e capire che la salute, specialmente, ecco qua, i diversamente giovani, perché sono quasi sempre loro, ma indipendentemente anche da loro, va tutelata. Cioè cosa facciamo? Ognuno in base al direttore della RSA, in base al direttore dell'ospedale, ma dopo questi applicano le normative che danno e le normative non sono fatte né dalla casa di riposo né dall'ULSS, ma dalla regione e dal governo. Sbaglio? No. E allora Diciamo cosa che facciamo? I direttori delle ULSS molto spesso sono, passi il termine, esecutori, quindi qualcuno decide alcune regole e loro devono come ha detto il direttore, dalla regione è arrivato questo. Poi discutere se le ha fatte bene, se le ha fatte male, se le ha allungate troppo o poco, ma loro sono esecutori. L'altro aspetto però riguarda tocca un aspetto un po' delicato, che è quello dell'autonomia. Cioè l'aver dato l'autonomia della gestione della sanità alle regioni è stata una buona cosa o no? O è stata fatta un po' troppo rispetto a quello che potrebbe essere? Perché in periodo del Covid, se non c'era decisioni a livello nazionale e non ci fosse stata la sanità pubblica, noi del Covid non ne avremmo proprio, saremmo morti mezzi. O c'era qualcuno che decideva perché ogni regione per conto suo, alcune hanno fatto di più, altre. Cioè, Veneto si è distinta rispetto a questo. La siringa in una regione costa tot, una siringa dall'altra costa tanto, le mascherine, tutto quanto. Poi ha avuto anche persone illustri condannate per truffe sulle mascherine, c'è capitato di tutto. E ognuno cioè in realtà non abbiamo moltiplicato l'attenzione positiva sulla sanità, abbiamo moltiplicato i problemi nella gestione della sanità. L'altro aspetto, torno al discorso dell'autonomia e torno sulle case di riposo, l'aggiornamento di prima. Noi abbiamo votato qualche anno fa, credo i Veneti, 85-90%, non mi ricordo più la percentuale, favorevoli rispetto alla scelta di autonomia. Benissimo, c'è un argomento in Italia dove le regioni hanno la facoltà, avevano l'obbligo, l'impegno a legiferare, che è la riforma delle case di riposo, delle IPAB. Benissimo, l'hanno fatta tutti in Italia, escluso Sicilia, escluso Veneto. Autonomia vuol dire assunzione di responsabilità, e questa è una responsabilità che non hanno assunto, e uno dei problemi è quelli che dicevo prima, potremmo mettersi anche altri sopra, ma non è problema ma lo raccontiamo, con la Lanzarin ci abbiamo provato in tutti i modi, e per noi era considerato un po' il muro di gomma, nel senso che andavi, parlavi, sì, e poi non succedeva nulla. Ecco, speriamo, adesso hanno fatto anche l'assessorato al sociale, persona credo anche che conosciamo bene, che è la Paola Roma, speriamo che insomma su questo
un po' più di coerenza rispetto a quello che abbiamo vissuto fino adesso su questi aspetti ci debba essere. Anche perché ormai i numeri li hanno tutto, l'importante è agire o sbaglio. Cosa vuol dire? Invece voi alpini agite o mi sbaglio, Daniele Cenedese? Cioè voi partite, fate, realizzate concretamente. Sì, penso che di parole, di numeri, come ripeto, di progetti, di tutto ne abbiano, basta solo che abbiano la voglia di dire. Sì. Bisogna vedere però la burocrazia, ecco, cosa... Dice paragoni, gli alpini è una cosa, queste qua sono cose più grandi. Comunque anche sugli alpini ci sono tante cose che, come dicevo l'altra volta, da cambiare, perché anche lì è una piramide, comanda Milano, vai adesso, facciamo il tesseramento, dobbiamo pagare 25 euro per essere alpini. E di questi 25 euro, 10 vanno alla sezione di Treviso, ma devi moltiplicarla per tutti i gruppi, che sono 90 gruppi in provincia di Treviso. Per ogni gruppo ha più di 90-100 persone, pensa soldini che fa. Gli altri 10 vanno a Milano. A Milano pensa quanti gruppi e quanti alpini ci sono in Italia e quanti soldini prendono. Al gruppo che deve pagare rimane i 5 euro. È sempre senza skei il gruppo, questo è la verità. Il gruppo è sempre senza, cioè quello che lavora, il volontario che fa, è sempre a carte e che altri invece che i skei. Questo è un piccolo esempio, però. È un esempio concreto. No, Presidente. E posso dirti un'altra cosa. No, lo metto mano sugli alpini. Io sono stato. Se non ci fosse bisognerebbe inventarli. Abbiamo costruito la casetta, abbiamo fatto la sede. Andando a sponsorizzazioni, abbiamo fatto una partita IVA, abbiamo preso le nostre responsabilità. La sezione di Treviso, lo dico sempre, non mi vergogno, sono venuti sempre i rappresentanti quando c'era l'inaugurazione, quella roba là. Però l'unico ente che non ha mai dato 5 lire sono stata la sezione di Treviso, neanche la sezione di Milano ci hanno dato 1 lira, per dirti, hai capito? Però gli alpini va ben tutto. Vanno avanti e ci sono. E come dice anche il segretario, se non ci fossero dovremmo inventare. Però vedi, esuliamo un po' da problemi che prima parlavate delle Olimpiadi, portano bene, portano male. Da quello che ho sentito io è un bel giro di soldi, però non viene comunicato bene. Però ho sentito che quei soldi mettono a posto l'arena di Verona, fanno questo, fanno quello, quindi vuol dire che... Faranno. Calma. Dal dire il fare c'è di mezzo il mare. Qui parole, valanghe di parole... Però se tu vuoi andare a vedere l'Olimpiadi è tutto preoccupato. Sì, ma costa 400 euro a vedere una gara, cioè e alloggiare a Cortina o nei dintorni, andate a vedere... Poi capita quello della vicenda del ragazzino lasciato a piedi. Esatto, sì. 10 euro. Non me la sento di giudicare nell'autista. Almeno poi hanno fatto marcia indietro subito. Ma con assoluta normalità hanno portato il biglietto a 10 euro e la popolazione? Cioè sono passati sopra, è gravissima la cosa, tant'è che hanno corretto subito dopo, ma l'anziano, che sono quelli, i bambini e gli anziani che sono quelli che adoperano i mezzi pubblici in quei territori, quello è nessuno ci ha pensato prima. Cioè dobbiamo fermarci alla semplice protesta oppure c'è qualcuno che tiene conto che c'è qualcuno disagiato a 10 euro? Ma le pensioni, segretario, le pensioni non pensa anziani... che forse assistiamo all'arroganza del potere? Sono io, decido io, basta vedere i fatti, cioè 1 più 1 fa 2, non è che dobbiamo andare cioè questi 10 euro, ma non solo, tutto questo spreco di denaro pubblico su cose che servivano veramente, serviranno, perché c'è un bel punto di domanda. No, abbiamo sentito anche i cortinesi che hanno detto ci sono passati sopra. Do un giudizio diverso e forse più brutto, manca la politica. Ma la politica vera, cioè la politica vera è quella che parlo con le persone, sento i bisogni e decido in base alle condizioni che ho davanti. Noi invece abbiamo messo ragionieri a fare queste cose qua e i ragionieri di politica loro devono far quadrare i conti. In politica se 2 più 2 fa 3 e questo fa star bene la popolazione, si fa 2 più 2 fa 3 e il ragioniere non ti darà mai ragione. La politica è fatta di sentire, organizzare e far star meglio le persone che hai. Quando capitano queste cose qua vuol dire che la politica non c'è stata, cioè qualcuno ha deciso e ha preso una scelta che condiziona la popolazione senza preoccuparsi minimamente di chi è in difficoltà. Cos'è che la preoccupa di più, segretario, in questo momento? Questa insensibilità rispetto a queste cose.
Cioè oggi noi parliamo che tutti i partiti sono uguali e tutto il resto, in realtà è una caduta di attenzione, cioè, oggi la coerenza non esiste più. Cioè tu hai, non entro nel merito di chi, cosa o come, uno dichiara una cosa oggi, domani fa l'opposto e non rende conto a nessuno. Abbiamo nelle elezioni, adesso abbiamo la vicenda Vanacci, eletto in un partito, va fuori, prende i voti del partito e va via e si porta dietro, cioè la gente lo fa. Io mi ricordo a suo tempo quando ho iniziato a fare il sindacalista, che cambiare organizzazione, passare dalla CGIL alla CISL era un tradimento, una cosa, perché c'erano dietro i valori. Oggi la gente passa, vuol dire che i fondamenti, i legami, le coesioni sono sparite. È bene o male non lo so, ma comunque mancano quel render conto o quell'affidamento. Cioè io vado a votare perché sono sicuro che del voto che do qualcuno si ricorda di me. No. Se tu vai alla popolazione e chiedi a tutti gli elettori che ci sono chi hai votato l'ultima volta, neanche si ricordano chi hanno votato. Paolo da Mestre, vai Paolo. Buongiorno a voi e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io vi sto guardando dalla trasmissione. Sono anch'io uno iscritto alla CISL, pensionati. Allora vorrei dire sulle case di riposo, sanità, che in tutti gli anni, dall'80 fino adesso, hanno sempre fatto tagli. Nella sanità, nelle forze dell'ordine, nelle scuole, tutti i enti pubblici hanno fatto sempre tagli. Il sindacato purtroppo non è mai intervenuto. Oh no. E questo mi dispiace dirlo perché anch'io sono un iscritto alla CISL. Il sindacato ha fatto belle cose, ma ne ha fatto anche tante di brutte però. Perché dove che potevano far sciopero, che si poteva, come in Francia, le persone non vengono toccate in Francia. Ci hanno voluto i tecnici per fare la riforma delle pensioni, mettendoci a bottega a noi pensionati, noi lavoratori e tutto quanto. La CISL ha fatto ben poco, lo dico anche perché sono un iscritto e ho fatto anche smesso a Baruto insieme con anche i dirigenti della CISL. E purtroppo è così. Adesso arrivano i nuovi, stiamo pagando tutti i tagli che hanno fatto fino adesso. Grazie Paolo, sentiamo adesso come risponde il segretario Franco Marcuzzo al nostro Paolo che dice dovevate fare di più, ecco siamo presi male, io faccio parte di questo sindacato ma c'è qualcosa che non va. Prego Marcuzzo. Diciamo che il sindacato per sua natura si occupa di problemi e quindi il fatto che ci sia è un segno anche di vitalità. Cioè, se non è vero che non abbiamo fatto nulla, forse poco, forse si poteva fare di più, forse si poteva fare meglio e questo tipo di dibattito lo facciamo perché ci siamo, perché se non ci fosse non ci sarebbe neanche questo. Quindi il giudizio critico è una cosa anche positiva. Però vorrei ricordare, prima toccavo l'argomento sulle riforma delle IPA, delle case di riposo, sulle rette. Mi pare che siamo quasi occupato il Consiglio regionale, una volta abbiamo fatto manifestazioni, ci siamo incatenati di fronte al Consiglio regionale. Devo anche dire che non c'erano migliaia di persone, ce n'erano però, nonostante fosse un tema, quindi molto spesso devi calcolare il peso che hai rispetto anche a ciò che si mobilita rispetto a questo. Quando c'è mobilitazione ci deve essere anche conseguenza rispetto a... Quindi non è che il sindacato decida e perché ha deciso lui va bene, no, il sindacato decide e assume posizioni e dopodiché mette in mostra quello che ha a disposizione, se mette in mostra poco qualche difficoltà c'è, ma posso assicurarti che sulla vicenda della rivalutazione delle pensioni siamo stati duri negli anni e non ci stiamo venendo fuori perché non è che ci sia grande solidarietà rispetto a questo. Quando noi parliamo dei pensionati e della rivalutazione delle pensioni, tutti nell'opinione i soliti pensionati egoisti e non si rendono conto che ci sono altri problemi. Cioè quando tu parli di pensionati ma prendono tanti soldi, c'è qualcuno che si è mai dato a preoccupare quanti contributi hanno pagato quelli che oggi prendono tanti soldi? Poi si può discutere, stabilire che sono tanti, sono pochi, sono massimali o meno, ma finché abbiamo un sistema pensionistico che dà le pensioni base e i contributi pagati, questo è il livello che viene fuori. Ne abbiamo pagati troppi, pochi, c'era un modo diverso. Quello era, e in quello non c'era alternativa e su quello stiamo costruendo, tentando di costruire alternative. Solo nel tempo, sì, ci vuole tempo, fare le pensioni integrative potrebbe essere una soluzione, sì, ma la possono fare chi è giovane e l'anziano cosa facciamo? Cioè, c'è tutta una serie di tematiche per cui siamo davvero in difficoltà. Dire che abbiamo fatto poco ci sta, niente, insomma, credo che ci abbiamo anche messo impegno, forse serviva a fare qualcosa di diverso, forse meglio, ma
denunce rispetto a queste cose qua ne abbiamo fatte e quindi insomma... Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno, sei ospiti, Ciao. bravi alpini, bravi, a me piacciono vedere gli alpini, a fare in tante feste e ci sono gli alpini, mi fanno star bene perché sono bravissimi. Volevo dire di Cortina, perché guarda, quel signore che è morto, che ha fatto la guardia di notte, poveretto, nessuno parla, adesso c'è sperpero di soldi da treni che vanno a alta velocità, vedrai, le corriere e tutto di più, ecco, di quel signore là mancato, non parlano nessuno, poveretto. E di notte adesso chi ci sarà che guardano la pista là? È una cosa vergognosa, non si sente più parlare, non si sente. A me mi dispiace, ma lo dico proprio. Vi saluto, buongiorno. Grazie Mirella, ecco un'altra diversamente giovane invece che ricorda anche le cose che sono accadute, spesso i lavoratori che escono al mattino, non solo quello che ha raccontato, ma vogliamo ricordare, se è mai possibile, ecco la sicurezza, si parlava prima di sicurezza, bisogna vedere Cenedese da quale angolazione guardi la sicurezza, perché ogni sicurezza ha la propria angolazione. Prego Cenedese, cosa vuole dire? Volevo dire che purtroppo dispiace a tutti di questo signore che è mancato, però andiamo a vedere anche le cause, poteva succedergli anche sul letto di casa, quindi non è che sia stato perché era lì al freddo per questo motivo, capisci? È un caso, giustamente va ricordato perché stava facendo che lui poteva starsi a casa sua e morire a casa, stava facendo un servizio, però è una fatalità, capisci? Quindi non mi sento di dare la colpa all'organizzazione o a questo o al freddo o a questo qua, capisci? Bisogna vedere perché sì, appunto bisogna... la famiglia dice che si lamentava per come lavorava, dopo bisogna vedere perché ognuno dà la propria... bisogna vedere anche un attimino come lavorano queste persone nei cantieri, chi sono, che orari fanno, perché di trasparenza se n'è veramente poca. Qua dobbiamo dire la verità e questo fa molto male. Prego. E le guardie giurate non hanno trattamenti economici di quelli... Quello è il tema. E poi anch'io ho informazioni sul fatto della causa della morte, ma il tema non è tanto la causa, ma quanto le condizioni con cui sono messi ad operare in quella... Quello è il vero tema, su quello ci abbiamo provato con una manifestazione fatta anche a Cortina, per richiamare un po' l'attenzione rispetto a queste cose. Insomma. Tornando rispetto alla Svizzera, l'attenzione noi su queste cose qua ci siamo. Dall'altra parte, giustificazione subito. Cioè abbiamo fatto i controlli ai comuni e poi si scopre che non è vero, si scopre... da qua l'attenzione c'è, poi... Per quanta attenzione ci metti capita e in qualche caso c'è fatalità, molto spesso c'è sottovalutazione, quindi il fatto di richiamare è a metterci maggiore attenzione rispetto alle cose. Quindi non... Però quello che chiedeva e diceva Paolo da Mestre fa anche riflettere sul ruolo del sindacato. Il problema è, come diceva anche però, rispiegava e rispondeva il segretario, non è facile mobilitare le persone. Le persone, cioè gli scioperi di una volta ce li scordiamo, vediamo qualche manifestazione importante, ma sono quasi tutti giovani, perché dobbiamo dire anche la verità. Ecco, quelli che manifestano nelle piazze quasi sempre, se non sempre, sono tutti i ragazzi giovani. Ecco, il diversamente giovane fa fatica, non è che sia stato demoralizzato, tanto è il famoso mi non vo combattere perché tanto non cambia niente, non fa niente per me, perché quello che questo io se tanto Mirella cosa ha avuto che va a far cosa, tanto non mi ascolta nessuno, ecco, non mi ascolta nessuno. Invece non sarebbe proprio nel 2026 il segretario che vi ascoltassero, perché siete voi che li rappresentate, anche un sindacato più unito su temi così delicati. Io so che diverse volte siete uniti, però vediamo anche delle volte un sindacato che non corre parallelo assieme. Ecco, anche questo poi sono messaggi che non portano bene, perché poi alla fine adesso c'è lei, ma io ho avuto la CGL, ho avuto la UIL ogni volta, ma il sindacato non fa niente. Vuol dire che questo malessere c'è in ogni sindacato. Ecco, come mai? Perché è passato questo messaggio? Perché non partecipano più? Una volta erano i lavoratori, anche adesso vediamo grandi scioperi, ma poca gente che partecipa, c'è sempre la politica. Ecco, cosa vuole dire, segretario? Cosa si aspetta da questo 2026? Io dal 2026 spero
che vada un po' meglio rispetto al 2025, quindi ci mettiamo impegno. Non abbiamo chiuso tanto bene, vero No, segretario? No. Rispetto al sindacato, cioè, non è più il sindacato di una volta, non ci sono più le situazioni di una volta. Discutavamo ieri sulla contrattazione, noi andiamo a incontrare i comuni per tentare di ragionare i servizi, anziani, giovani, cioè tutte le cose che facciamo. Siamo la provincia in Italia che in assoluto incontra quasi tutti i sindaci ogni anno. Quindi, mi prendevo per mano le piattaforme che facevamo agli inizi, cioè contrattazione sociale è una delle prime esperienze trevigiana, coneglianese, per cui guardavo le piattaforme con cui andavo nei confronti con i comuni e ti assicuro che c'era una sfilza di richieste di quelle che oggi dici, ma perché oggi non le facciamo? La differenza è una sola, che una volta potevano permettersi, andavano di petto, di brutto con manifestazioni, perché i comuni avevano anche i soldi poi per onorare queste cose. Oggi che sai che i comuni dall'altra parte devi tentare di approcciare in maniera completamente diversa, perché fino agli anni 90 ci si poteva permettere di ragionare che tanto comunque si andava, i soldi saltavano fuori, poi abbiamo visto che abbiamo fatto anche qualcosa che ci rimane nel tempo, insomma. Oggi quando vai da un comune la prima cosa che fanno è piangere perché non sanno dove tirare fuori i soldi e quindi molto spesso condividi difficoltà piuttosto che ragionamenti su come fare a distribuire ricchezza. Quindi il sindacato di allora, che era un sindacato puramente rivendicativo perché c'erano le condizioni per avere quel ruolo, oggi purtroppo da questo punto di vista devi essere un sindacato che ragiona nel merito per tentare di rendere il più produttive possibili le poche risorse che ci sono. E quindi vengo a parlare con il sindaco, benissimo, non hai più i soldi per pagare la retta gratis a tutti gli anziani, benissimo, vediamo come fare, vediamo di tutelare le categorie meno abbienti, il resto. E quando tiri la coperta così c'è sempre qualcuno che a me è toccato meno, ma questo è il mestiere. Se non ci fossero sarebbe completamente peggio, perché oggi non sarebbe nessuno. Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. L'altra sera, buongiorno anche agli ospiti, l'altra sera era tanto che non stavo su fin tardi a vedere una trasmissione e governare la 7, la TV. Si può alzare il volume perché non si sente niente, grazie. Ho guardato la 7, la TV dell'opposizione e praticamente per me dovrei fare anche a TV dell'opposizione il cruciverba dei mestieri, perché non si capisce, adesso con tutto il rispetto per quello che è successo eccetera eccetera, sta propaganda di Meloni, dopo propaganda che si usa in poche parole della segretaria del PD e io dovrei fare dei cruciverba dei mestieri, non categorie salvai da Fornero e basta, l'anziano pestato a sangue, non dai manifestanti, il fotografo, che faccia il cruciverba dei mestieri, perché pare che sia solo giornalisti e forze dell'ordine. Che faccia il cruciverba dei mestieri come chi fa nelle case di riposo, nei CEO, che robe là, questi segretari che faccia il cruciverba dei mestieri. Ecco. E poi volevo dire un'altra cosa, visto che sei presente un ex sindacalista, il sindacato ti difende quando adesso mandano lettere per niente, tutta una serie di cose, ogni persona che ho lavorato in casa di riposo, in una più di 11 anni, ecco, ti difendono quando ti manda lettere per niente, qualche volta è giusto, altre volte manda per niente, altre cose. Sul sistema che è difficile andare a intaccare sistematico di sfruttamento di che robe là, e poi a un operaio, a un infermiere occorre 40 anni di notti, adesso di più perché Fornero, Salvini e via dicendo aumenta, occorre 40 anni di notti per avere i lavori usuranti, che il lavoro usurante adesso devo farsi 40 anni di notti e adesso anche di più. Invece certe categorie, capisco un reporter di guerra che è praticamente diverso da chi scalda sempre il banco in televisione, chi se ne va a scaldare il banco, va in pensione a 60 anni e
Grazie Paola, molto chiaro, perché sono in chiusura, devo accelerare. Comunque ho capito il ragionamento, bisognerebbe capire che lavoro fai, se è un lavoro usurante o no, bisogna capire quali sono veramente i lavori usuranti. Hai fatto bene a ricordarlo Paola, perché segretario, sono stata in un supermercato e c'era questa donna non più giovane, ma neanche diversamente giovane, mezza, e con questi insaccati, con questi evanti, le celle frigorifere dentro e fuori, dentro e fuori. Mi ricordo la frase che mi ha detto: lei Mirella, dica anche questo, ma per questo per qualcuno non è un lavoro usurante dalla sera alla mattina dentro e fuori dalle celle frigorifere, alzare queste mortadelle, queste pezze di formaggio? Ecco, cos'è il lavoro usurante per chi decide chi è che fa un lavoro usurante? Perché la parola è molto chiara, sì, usurante. Bisogna capire dove l'hanno applicata questo usurante, perché se la applico troppo non va mica bene, cerco di applicarla in stretto caso necessario. Questo è quello che noi assistiamo, o sbaglio segretario? No, allora oggi è stato, adesso non conosco nel dettaglio, quindi devo dare un po'... Oggi i lavori usuranti in alcuni casi viene riconosciuto in alcune situazioni, in particolare ad esempio chi fa turni di notte per un lungo periodo e quindi calcolano un periodo di bonus contributivo però ogni volta abbastanza devi dimostrarlo, devi fare... Non è semplice. Non è semplice, è fatta, è poco. La cosa che però va detta è che il lavoro usurante, e non voglio entrare nel merito della signora, perché quella che dicevi prima che carica i prosciutti che pesano 10-15 kg, buttarli sul giorno, però ognuno considera il proprio lavoro usurante. Cioè, quando è partita questa cosa c'è stata la corsa a tutte le categorie a spiegare quanto sia usurante il proprio lavoro, da chi sta davanti al telefono a stare tutta la giornata con la cornetta, a chi fa il vigile a Roma che è usurante perché in mezzo al traffico, a chi dal muratore che va, ognuno ha il suo, e quindi decidere rispetto a questo è abbastanza complicato. Fermo segretario, però io penso che il lavoro più usurante sia quello politico, perché loro hanno degli stipendi, hanno delle pensioni, delle cose che penso che il lavoro più usurante sia quello politico, visto come cosa portano a casa ogni mese. Quello per loro è molto usurante. Vero? Segretario, prego. Se parliamo di paghe, ogni tanto considerano anche i sindacalisti a questo livello, però quelle paghe almeno io non le ho mai viste, insomma, quindi, ma al di là sulla battutaccia che... No, la politica deve porsi questo tema qua, cioè, oggi abbiamo un alto livello di astensione, per cui è un problema solo nostro. Cioè, c'è il caso del sindaco di New York, e tutti a dire che è un comunista, è uno promesso, è arrivato al 70% dei consensi, è andato a votare persone che non sarebbero mai andate a votare. Qual è la motivazione per cui sono andato? È venuto qualcuno che ci ha ascoltato e ci ha interpretato. La persona. Poi può essere destra, sinistra, ha portato la gente a votare, e il vero messaggio è che se la gente si sente ascoltata va a votare. È quando dà per scontato che il votare non serve che non ci va. Quindi perché nei comuni si vota di più rispetto agli organi? Perché nel comune in qualche maniera vedi il sindaco, il giorno dopo gli ricordi cosa ti ha promesso. Torniamo al ragionamento di prima. Se chiediamo alle persone che hanno votato alle ultime elezioni al Parlamento, neanche sanno forse il partito e neanche il partito che hanno votato. Non sanno neanche chi sono gli onorevoli senatori. Non c'è nessun criterio per cui le persone possono decidere chi va a rappresentarli. Perché è vero che posso votare io, ma chi va in lista non lo decido mica io. Qual è il criterio con cui li metti in lista? Cioè, c'è tutto un meccanismo per cui le persone si sentono estranee rispetto a questo. E o chi fa politica o chi fa rappresentanza si pone il problema di farlo tenendo in relazione le persone che rappresenta, altrimenti l'astensione sarà un risultato normale. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire al sindacalista, per le casalinghe che fanno anche da badanti, dopo tanti anni, avere qualcosa, e io non percepisco nessuna pensione, sono a carico di mio marito, lo sto seguendo, perché non è in grado di farsi niente,
Allora, noi come siamo risarcite? Noi non è un lavoro usurante il nostro? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, allora spero che il segretario si fermi ancora un pochino perché deve rispondere, ce la fa il segretario perché veramente ho forato, devo andare in pubblicità. Ecco, salutiamo anche Daniele Cenedesi, alpino, che ha spiegato anche quanto impegno soprattutto e quanta forza c'è ancora nella volontà di aiutare, ecco, di arrivare sempre nonostante le difficoltà che hanno anche queste associazioni di alpini. Io penso che anche qua bisognerà far chiarezza come su tutte le cose, perciò grazie a Daniele Cenedese, mentre il segretario Marcuzzo rimane ancora con noi. Pubblicità. Ringrazio e saluto il dottor Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo, di essere qui con noi. Presenteremo anche il libro, racconteremo anche del calendario che ha portato, ecco cosa vuole dire, che messaggio con questi calendari importanti. Però prima vorrei finire a rispondere alla nostra Nadia che ha appena telefonato col segretario Marcuzzo, perché sono veramente delle situazioni che cominciano a preoccupare. Ecco, devo accudire mio marito, non percepisco niente. Nadia, lo dico io, anche problemi di salute non da poco, eppure cerca di farcela, però qualche volta veramente anche questi pensionati, non solo, hanno dei problemi con i pass, con i permessi, con le cure, con le agevolazioni. Ecco, cosa vuole dire a Nadia Marcuzzo? Allora, tutta la mia solidarietà intanto. Quella credo sia una pagina vergognosa rispetto a quella tipologia di situazioni. Buona parte delle pensioni minime sono persone di questo tipo, persone che per accudire il figlio disabile o l'anziano decidono di licenziarsi, stanno a casa, fanno un servizio alla famiglia e alla comunità e vengono ripagati alla fine con pensioni da fame, nel senso che non c'è nessun riconoscimento contributivo, nessuna attenzione rispetto a queste cose qua. È una battaglia che stiamo portando avanti da anni proprio perché è vergognosa. Cioè, un servizio sociale civile di questo livello ricambiato così non ci fa onore. Adesso stiamo ragionando sulla legge sulle caregiver e quindi è un tentativo di approcciare, ancora poco, ma ci stiamo andando avanti e stiamo trovando sensibilità. Ma vi assicuro che saranno 20 anni che battagliamo su questo e molto spesso tutti d'accordo quando ne parli in pubblico, ma con scarsa attenzione subito dopo. Cioè, il vero tema è che anche su queste cose noi abbiamo sempre un problema di come fare a comunicare e a rappresentare le necessità. Non l'ho detto prima, noi stiamo tentando in tutti i modi, oltre che a fare le cose, anche tentare di creare le condizioni di comunicazione, che non è solo TV e resto. Abbiamo attivato come pensionati del territorio Treviso e Belluno un canale informativo che usa WhatsApp, a cui ci si può iscrivere tranquillamente, abbiamo 1 migliaio di iscritti, in cui ogni giorno pubblichiamo qualcosa che può essere di interesse ed è uno dei modi per cui anche tentiamo di portare il più possibile alle persone informazioni di questo tipo sulle novità che ci sono. Dicevo prima, lo facciamo il canale, lo facciamo perché il canale arriva a tutti, arriva anche a chi è allettato e ha difficoltà ad essere informato. Ecco, anche qua, segretario, questa invalidità, questa accompagnatoria, non è come dice il professor Gerosa che invece bisogna capovolgere la piramide. Cioè l'invalidità, dobbiamo capire quale invalidità e cosa comporta avere l'invalidità 70-80. L'accompagnatoria, cioè devi essere dritto per avere l'accompagnatorio, ma cos'è sta storia? Cioè, se io ho dei problemi, veramente problemi fisici, non è che per forza devo essere dritto così e non muovermi per avere l'accompagnatoria, ma io mi domando quando capiranno che veramente devono rivedere tantissime cose. Allora sentiamo anche il dottor Zabotti, cosa direbbe Toniolo se fosse qui? Lui invece che veramente aveva questa sensibilità, questo ascolto per le fragilità, per la povertà. Prego, dottor Zabotti. Beh, insomma, lui è rerum novarum, vuol dire le cose nuove, e allora vuol dire che ha avuto la capacità
di pensare, ma soprattutto di realizzare concretamente cose nuove che rispondessero alle istanze di quel tempo. E lui ha inventato la cooperazione. Esatto. Nel momento in cui c'era la povertà assoluta di chi viveva in campagna, di chi era sfruttato negli opifici delle città, dei grandi centri industriali, evidentemente lui ha detto qui bisogna improntare esperienze, caratteristiche, un mondo economico diverso, cioè dare valore a chi pativa l'usura perché non riusciva nemmeno a mettere in campo, no, l'acquisto di mezzi giusti per la sussistenza e per le attività agricole, e costruiamo un meccanismo per cui le persone diventano soci co-imprenditori. È inventato la cooperazione. E su questo credo ci sia, al di là del fatto che oggi la cooperazione resta un elemento, credo, di biodiversità dentro il sistema economico molto importante, c'è il tema che è quello spirito che noi dovremmo riprendere in mano, cioè di fronte alle sfide di questo tempo, che sono sfide anche che arrivano in positivo dal fatto che c'è una longevità nuova, c'è una qualità della vita che porta ad avere una popolazione anziana, no, rispetto al passato più presente, anche più attiva, ma al tempo stesso che ha bisogno evidentemente di tutta una serie di attenzioni dal punto di vista sanitario, dal punto di vista assistenziale, dal punto di vista della garanzia di chi si dedica a queste cure, no? Il tempo della cura. Io l'ho scritto anche nel libro, onore a chi si prende cura. Oggi è il grande tempo anche della dedizione reciproca. Noi stiamo cercando figure che si prendono cura, no? Anche in questi giorni leggevo casi di riposo, situazioni limiti, situazioni di difficoltà. Allora è lo spirito importante su questo, cioè una società che non lascia nessuno solo e mette in campo con tutte le opportunità che oggi ci sono, perché di fronte a questa stagione ci sono stati avanzamenti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle conquiste della medicina, dal punto di vista, no, dei rimedi assistenziali, importante, parlo anche delle stesse strutture di accoglienza, che hanno personale che io vedo, insomma, lo sperimento anch'io, insomma, con genitori anziani, cosa vuol dire avere questi luoghi in cui davvero persone si dedicano con senso quasi di missione. E allora su questo dico, è un appello, un grande patto dalle famiglie, la società, il sindacato, i soggetti assistenziali, le istituzioni, cioè il tema per esempio della nuova legge sul caregiver. Ecco qua, esserci laddove, no, le istanze sociali arrivano e ormai premono con grande forza. Esserci con questo spirito di intraprendenza, di novità, capacità di rispondere, se ne parlava anche prima, no? Di ascoltare le persone e di rispondere concretamente a questi bisogni. Adesso ascoltiamo allora Maria Silvia da Torri Bonvicino. Vai Maria Silvia. Buongiorno e grazie per la vostra trasmissione, molto interessante, sempre. Grazie. Allora, io ho 72 anni, sono una casalinga, ho lavorato 9 anni in fabbrica, poi mi sono sposata, sono arrivati i figli, quindi non ho più potuto lavorare in fabbrica. Allora, quando i bimbi sono cresciuti e sono andati alla scuola materna, io sono andata a fare servizio in giro per le famiglie, stirare, lavare i vetri, fare le pulizie. Ok. Sono arrivata a 56 anni, che i figli sono cresciuti, sono andata all'ufficio impiego perché ho detto ho 9 anni di marchette, faccio in tempo a prenderne qualcun'altra per poi andare in pensione. Mi hanno risposto, signora, prima di lei ci sono i giovani. Va bene, allora io ritorno a fare le pulizie nelle famiglie. Ho lavorato fino a che non mi sono rotti i tendini, poi mi sono ritirata. Ora io mi trovo casalinga, ho pagato la tassa delle casalinghe che avevano fatto, ok, l'ho pagata ogni anno, e io mi trovo che non ho diritto alla pensione. Non è giusto. Grazie Maria Silvia, grazie della telefonata, veramente grazie di cuore per quello che hai detto anche di questa trasmissione, perché sai, fa piacere. Allora, segretario, cosa rispondiamo a Maria Silvia? Ho lavorato tanto e adesso? Sì, no, io posso solo dire cosa ne penso io rispetto alla normativa, insomma, la normativa oggi è questa, che noi almeno 15
15 anni di contributi fino al 95, 20 anni dopo non si ha diritto alla pensione minima e quindi viene riconosciuto eventualmente in caso di condizioni di forte necessità un assegno sociale, ma solo in caso che ci sia un basso reddito nel nucleo familiare, quindi caso di necessità. Niente, la chiamano pensione sociale ma in proprio non è pensione, è un contributo dato. Quindi della pensione si ha diritto solo se si raggiungono determinati livelli di contribuzione. Questo è un tema aperto a lungo periodo, ma che non si riesce a modificare. Ma non è il segretario che l'Italia sia il paese dei furbi? Cioè chi che non lavora, non fa niente, c'è una montagna di skei. Chi che si è fatto il mazzo una vita, che ha lavorato, ma perché non ha messo a posto determinato, ma ha lavorato, niente. Dottor Zabotti, lei invece punta molto sui giovani, abbiamo sentito anche Maria Silvia che dice la risposta è stata ma noi abbiamo anche i giovani, lei ha portato anche un calendario dove ci sono tanti giovani, ecco non so se ce l'abbiamo anche come copertina, prego dottor Zabotti. Sì, insomma è il calendario dell'Avis comunale di Pieve di Soligo e Refrontolo, è dedicato alle associazioni, quindi è un anno intero, il 2026. Grazie. Insomma, penso possa essere utile. Grazie. È il 2026 proprio che questa associazione intercomunale, no, meritoria, una grande storia, una grande vicenda di servizio, vedete qua una delle immagini del premio Toniolo, appunto, c'è anche l'Istituto Beato Toniolo in questo calendario ed è, come dire, il segnale di una comunicazione, una volta tanto anche che punta sulle cose che ci sono e chiama per nome la bellezza di questo associazionismo fatto di tantissime esperienze, di tanta capacità di, come dire, di presenza, di servizio, di animazione culturale e sociale, di dedizione al prossimo. Ecco, come dire, è uno strumento importante in cui questa associazione, l'Avis appunto, ha voluto in qualche modo rendere omaggio e dire grazie, no? Mettendo in luce anche i volti di queste storie. E questo ci aiuta a far capire che nella storia delle nostre comunità, per fortuna, ancora regge innanzitutto l'espressione di aggregazione, di solidarietà, di base, ecco, che ancora, no? Abbiamo visto prima gli alpini, per esempio, ma tante espressioni culturali. Io vengo da una Pieve di Soligo in cui le vite illustri hanno dato nomi e oggi ci sono associazioni e fondazioni che sono tutte legate a questa esperienza, no? Oggi declinano quello che era stata l'intuizione e roba del passato, ma soprattutto abbiamo questa capacità di rinnovarsi continuamente a parte. E perché? Perché ci sono i giovani, nonostante tutto, nonostante quello che si dice, nonostante quello che si pensa, ecco, magari perché c'è una cronaca che viene sempre messa sul negativo, ci sono veramente esperienze, realtà, giovani con le famiglie, cioè una capacità di stare nella propria comunità avendo una sensibilità, ecco, di altruismo e di generosità. Eppure, con il rispetto che ho di tutti i papi, io ricordo Papa Francesco, questo parlare ai giovani, quanti giovani arrivavano a questo Papa perché parlava per loro, lui il messaggio che ha lasciato è andate avanti, ricordate le mie parole, la misericordia, questo Papa che parlava di una Chiesa povera, non di una Chiesa ricca, molto aperto a qualsiasi proposta anche innovativa o anche di ultima generazione. A lui veniva veramente soprattutto ascoltata, lui non mandava indietro nessuno e questi giovani l'avevano capito. Andiamo a vedere questo promo di Mercy, proprio misericordia, che sono le parole di Papa Francesco, ma per i giovani, perché il futuro è loro, sono loro che cureranno i diversamente giovani, sono loro che dovranno lavorare, se avranno qua segretario la pensione, se funzionerà ancora così, perché bisogna vedere, andiamo a vedere il promo. Il passaggio lo facciamo.
soltanto sapere che numero al nostro call center e attendere l'operatore che ti ascolterà. Il mondo non esisterebbe senza il suo perdono, il mondo non esisterebbe. Sì, il Padre tutto perdona, lui solo cancella colpe. Io sono la sua immagine. Davanti a noi si apre il cielo di un mattino nuovo. Tanto per ricordare che ci sono anche questi giovani con le parole di Papa Francesco, perché loro parlano su quello che è stato scritto nella lettera che ha lasciato e cosa ha detto Papa Francesco ai giovani: troverete tanti ostacoli ma andate avanti e non fermatevi. Abbiamo Daniele da Verona, vai Daniele. Sì, salve, buongiorno a tutti. Niente, volevo intervenire nel fatto che questo Stato, diciamo così, o tramite l'INPS, insomma, o viceversa, si parla tanto di discriminazioni. Adesso io tiro fuori il mio caso come esempio, come me ci sono anche chiaramente tantissime altre persone del mio Stato. Praticamente io sono un invalido, 75%, con assegno di IO, che percepisco. Allora, prima lavoravo, sono stato messo di fronte a due scelte: o continuare a percepire l'assegno di invalidità oppure smettere di lavorare, perché le due cose insieme non potevano andare avanti, perché hanno messo un tetto di 5.700 erotti euro lordi all'anno, che è una miseria, e tutto il resto, se io lavoro ad esempio per 20.000 o 25.000 euro all'anno lordi, tutto il resto, tirato via quella cifra lì che dicevo prima, vengono tirati via direttamente, o addirittura si rischia di perdere l'assegno. Cioè è veramente una cosa che ha dell'incredibile, e dirò di più. Purtroppo, dico purtroppo, per chi è invalido peggio di me al 100%, quelle persone lì, capisce bene uno al 100%, non è che sia messo, diciamo, molto meglio di me, anzi, quello addirittura c'è 20.000 euro lordi all'anno. Cioè è una cosa veramente che ha dell'incredibile. Cioè, poi non so se voi dove potete darmi una risposta in merito. Ecco, grazie, saluti, buona giornata. Grazie a te caro Daniele, prego Marcuzzo, segretario. Cioè, ci sono precise normative rispetto a questo, quindi torniamo sempre al fatto che al massimo posso dare opinioni, insomma, quindi, 5.000 euro lordi all'anno. ma non è solo su quello, cioè, in molti campi è un livello di reddito talmente basso per cui insomma è più basso delle pensioni minime, tanto per capirci, insomma, uno credo che pensare che un invalido possa vivere con 5.000 euro è già dura, insomma, quindi poi non meravigliamoci del resto, insomma. Però siamo a livello di opinione, quindi queste sono le normative, eventualmente credo si sia già fatto assistere, almeno per come ne parlava da qualche patronato, e quelle sono le normative, insomma, quindi non è che... Sì, ma il problema è che bisogna cambiare queste normative, perché ad esempio anche l'ISEE, che adesso io al Banco Solidale arrivano, cioè per me c'è qualcosa che non va. Io adesso sto facendo le pulci a ognuno, perché oltre all'ISEE dico vieni qua che parliamo un pochino io e te. Oltre a questo, cosa mi dici? Perché oltre a questo devi dirmi anche qualcos'altro, non mi basta più questo, sempre zero, cioè tu sto zero che gira, ma se proprio zero o che c'è qualcosa da rivedere, perché sti zero cominciano un po' a disturbarmi, siccome noi è veramente faticoso, guarda, ve lo posso assicurare, a fare questo tipo di solidarietà. Cioè essere presi in giro da qualche furbetto anche no, Marcuzzo? Allora non è che sia Mirella o Mirelle chi per esso e tutti quanti che siamo noi che dobbiamo fare le pulci. Cioè bisognerebbe che qualcuno capisse se è veramente uno zero o se c'è qualcos'altro dietro lo zero. Prego segretario. Non mi invidio nel fare questa cosa, cioè, in parte capita anche a noi dover decidere se alcune cose
prenderle, c'è chi capita al sindacato e pensa di aver diritto a prescindere, no. Certo. Chi entra ha alcuni diritti se rispetti anche alcuni doveri, quindi e quindi in alcuni casi siamo chiamati anche noi a scegliere e dare dei criteri quando sei nelle condizioni di estrema necessità, non vi invidio per nulla, quindi complimenti per una scelta di questo tipo. Però il tema su come si calcola le richieste è un tema vivo. Cioè chi è povero e chi non è povero. Chi sta bene. Edda da Conegliano, poi continuiamo, devo correre, vai Edda. Sì, senti, io volevo fare delle riflessioni perché sono proprio arrabbiata. Io ho 9 anni o 12, non mi ricordo, di contributi. Ho fatto richiesta a suo tempo e non mi danno niente. Una mia amica che ha lavorato 18 mesi in Germania, gli danno 30 euro al mese per 18 mesi. Qui in Italia siamo il paese di balocchi a questo punto, perché in Germania danno così. Ma è inutile che noi chiamiamo Rete Veneta e così, perché ho chiamato anche 1 anno fa, 2 anni fa, e non fanno niente. Ma noi cosa possiamo fare, Edda cara? Cioè, non è che possiamo cambiare la politica, che non riescono neanche i sindacati tutti assieme, ma chi ha voluto? Siamo sempre là, chi è che ha voluto questa politica, queste leggi? Allora? Cosa vuoi fare? Finché non cambiano le leggi, anche loro cosa possono applicare? Ma non le cambiano mai. E io... ma vai a prenderla con i politici, però dovete prenderla con loro, perché voi ve la prendete col sindacato, con le persone, invece di prenderla con quelli che hanno legiferato, perché questi sono leggi, o sbaglio, e le leggi vengono fatte in Parlamento, e in Parlamento ci sono i senatori onorevoli che voi eleggete o quelli che vi mettono davanti, questa è la verità, e poi si prendono quei giudici, se la prendono invece di capire che la mela marcia sta da un'altra parte. Questo è il problema che non riescono a vedere. Sveglia Veneti si chiama. Sì, è giusto il programma. Anzi, forse vorrei aggiungere grazie a Rete Veneta. Ma io ho capito perché dice l'informazione noi la facciamo. Ho già detto questo, esatto. Però ripeto, dal punto di vista della comunicazione anche di queste tematiche vivissime, bene che ci sia, come dire, una trasmissione che è davvero in ascolto quotidiano, no, dell'istanza delle persone, che direttamente da casa possono far presente la loro situazione e chiedere anche il conforto, perché so che poi Mirella segue anche poi molto direttamente, ma anche perché può andare anche da un sindacato, da un capo che vuole a vedere la situazione, perché delle volte loro parlano ma non vanno a recarsi sul posto e vedere. E allora l'auspicio, lo diciamo anche da qua, informarsi, andare presso le realtà perché le cose cambiano, anche le regole cambiano a volte, perciò può essere. Ci sono anche delle leggi che per fortuna vengono innovate positivamente, perché c'è anche un'opinione pubblica sensibile che si fa presente attraverso le istanze, attraverso le petizioni, attraverso il lavoro del sindacato, attraverso il lavoro degli enti territoriali. Gli stessi comuni in primis sono quelli che, no, rispetto ai temi allora, anche vediamo sociali, anche la locandina, perché devo correre, la locandina di Zabotti, quella ultima recente, vediamo cosa, perché ne fa tante di locandine. Zabotti quando arriva ne porta 5-6. Ecco, andiamo a vedere la locandina di Zabotti, prego. Sono 2 attività, la prima comincia la prossima settimana, è la settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto, è proprio il grande tema della pace, quindi saranno 3 serate con esperti, ecco, cominceranno il 9 proprio febbraio a Pieve di Soligo, già proprio con una messa tra l'altro in onore del Beato Toniolo, che le ha fondate nel 1907 a Pistoia, e poi sarà la serata di Vittorio Veneto, la serata conclusiva Oderzo, poi ci sarà un recita su San Francesco, perché quest'anno sono gli 800 anni della morte di San Francesco. Esatto. Tutto questo a febbraio, mentre il 20 febbraio a Pieve di Soligo ospiteremo la presentazione di questo volume, Ciao Papà, di Annalisa Bertazzon, che è la presidente dell'associazione Ogni Giorno per Emma. Sì. Che è legata al grande tema della malattia rara della tassia di Friedrich. Ed è un evento in cui Annalisa Bertazzon, che oggi risiede a Carbonera, torna nella sua Pieve di Soligo e attraverso il ricordo del papà fa anche un'opera meritoria di sensibilizzazione. Lei è stata premio Toniolo 2024, proprio perché questa associazione abbiamo riconosciuto la meritorietà, la capacità di promozione, di sensibilità, di sensibilizzazione delle persone, e su questo credo sono tutte attività in cui c'è o la collaborazione del patrocinio o l'impegno diretto proprio del nostro istituto. Allora io ringrazio veramente il dottor Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo, grazie, è stato qui. Ringrazio Franco Marcuzzo, segretario CISL Belluno e Treviso, tante risposte, dobbiamo invitare tutti i giorni i sindacati, come cosa che io faccio, perché le domande veramente sono tante, però io a queste persone
persone dico anche andate a vedere, verificate le carte che avete, tante regole sono cambiate, può essere che anche per voi qualcosa cambia. Grazie ai miei ospiti, andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno, a chi lo diamo. Ciao cari amici vicini e lontani, oggi siamo al Banco Solidale di Treviso e stiamo aspettando Claudia che deve venirsi a prendere la borsa della spesa. Io so che sta arrivando, me l'hanno detto, io le andrò incontro ma lei non sa niente, sarà una grande sorpresa per lei, facciamo finta di niente. Allora sei venuta a prenderti la borsa? Sì, anche oggi. Giornata bella perché arriva la borsa. Però, Claudia? sì, ci voleva proprio. C'è una sorpresa per te. Grazie, tante. Ma no, la borsa. Hanno deciso Qualcos'altro? di darti l'assegno. Davvero? Stai scherzando? No, no. Cosa devo fare? L'altro bacio? No, perché hanno capito la tua storia. Tu oltre agli occhiali e alle medicine che sono molto importanti, hai anche 2 nipotini da aiutare, sì, ai quali sei molto affezionata, vuoi un bene dell'anima, anche a tua figlia che ha un lavoretto misero e non ce l'ha fatte. E non ce l'ha più. E non ce l'ha più neanche, ecco, neanche quel lavoretto. Da lunedì non ce l'ha più questo lavoretto e aveva bisogno di qualcos'altro, sinceramente. In questo momento diciamo che siamo presi proprio, si può dire, da disperazione. Soprattutto per mia figlia, perché in qualche modo con 2 bambini piccoli ha bisogno veramente anche di un piccolo lavoro, ma no al lavoro che aveva prima a prendere 20 euro la sera, perché con 2 bambini non ce la fa. Si avvicina Natale ovviamente e mia figlia è preoccupata perché Natale è fatta per i bambini e c'è la bambina, quella più piccola che ha 5 anni, che aspetta Babbo Natale. Sentite, lei parla sempre di sua figlia e di suoi bambini, non pensa a lei, invece noi abbiamo pensato anche a te ed Io ecco qua passo- l'assegno dei nostri telespettatori, eccolo qua. Grazie Mireia. Ringrazio tante persone perché mi immagino che sono tante persone che ti aiutano e perciò non le conosco, però non importa, le ringrazio tutte. E io non chiedo la luna perché non si può avere la luna. Io ho lavorato tanto in vita mia e in questo momento chiederei un piccolo lavoro per mia figlia, anche qualche ora, non importa, ma intanto da aiutarla con questi bambini, diciamo. Anche questa settimana faremo passare un buon Natale a questa piccola famiglia composta dalla nonna, la sua figlia che è la mamma e 2 splendidi bambini. Uno di 13 anni che si chiama Tariq e Sofì che ne ha 5. Sofì, che vi posso assicurare sono bellissimi. Allora un in bocca al lupo, andiamo a prenderci la borsa della spesa, vieni. Grazie Mireia. E noi andiamo.